Buongiorno, nuova puntata di Sveglia Trieste, ben arrivati. Oggi avremo ospiti in studio Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia, e poi Carlo De Donato invece del Partito Democratico. Quindi se volete parlare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail, così come potete fare le vostre segnalazioni. Nello stesso modo avremo la rassegna stampa nella prima ora del mattino, quindi andremo a vedere quali sono le notizie della giornata, ma andiamo subito a vedere le previsioni del tempo. Con il sito dell'Osmer-ARPA regionale vediamo che la situazione generale ci dice che sul nord Italia fluiscono correnti sud-occidentali umide e instabili. Oggi, martedì mattina, il fronte valicherà le Alpi da nord e sarà seguito da correnti più secche e fresche. Quindi vediamo ancora un quadro meteo piuttosto all'insegna della pioggia. Insomma, vediamo martedì 12 maggio nella notte fino a tarda mattinata a ovest, primo pomeriggio a est, coperto e probabili rovesce temporali con piogge che potrebbero essere localmente anche intense. Quota neve inizialmente a 2300 metri, in rapido calo a 1000 metri sulle Giulie e circa 1200 altrove. Poi miglioramento da nord con cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa nella notte soffierà vento da sud moderato, poi in mattinata vento sostenuto da nord sulla zona montana e in pianura e successivamente bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Possibile qualche raffica più forte, quindi vediamo che c'è questo quadro ancora molto variegato, ma domani, mercoledì 13 maggio, c'è già un cambiamento, cielo da poco nuvoloso a variabile, venti a regime di brezza, temperatura sotto la media del periodo e si confermano insomma i tradizionali santi del ghiaccio. Poi giovedì 14 maggio ancora al mattino cielo variabile, dal pomeriggio nuvoloso coperto con possibili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà brezza al mattino, scirocco invece dal pomeriggio. Questo è il quadro meteo. Andiamo a vedere i giornali che sono in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste che annuncia un cambio grafico. Il tuo giornale di sempre tutto nuovo, in edicola e in digitale dal 13 maggio, quindi da domani un nuovo volto per il tradizionale quotidiano locale. Ma andiamo a vedere le notizie, vediamo la prima pagina dell'edizione di Gorizia e Monfalcone. Niente treni per 6 giorni, l'avviso di Ferrovie sui lavori che costringeranno a chiudere la Venezia-Trieste, sono interventi propedeutici alla velocizzazione della linea. Dal 19 al 24 maggio stop tra Cervignano e Portogruaro, disagi addolciti dai pullman sostitutivi. Nuove interruzioni quindi per cantieri lungo le linee ferroviarie del Friuli Venezia Giulia dal 19 al 24 maggio, questo è l'annuncio. Poi Mattiasic ha scelto Roma, sua la gestione del Pala Euro, la pallacanestro, la Palla Trieste, l'addio alla Serie A, ma avrà basket di livello. Ne parleremo sicuramente anche noi oggi nel nostro telegiornale. Vediamo ancora dal 3 giugno 70 centesimi all'ora nel park di Via Manzoni invece a Gorizia, e poi raduno da giovedì a domenica. L'isola di Grado si prepara a ospitare 10.000 pompieri da tutta Europa. La curiosità per il raduno. Vediamo Fincantieri, portafogli record, il caso Monfalcone tiene banco. Startech invece paghe accreditate ma sul futuro manca la chiarezza, a Trieste giorni di protesta. E poi crisi Electrolux, annunciati tagli, Porcia rimarrà senza lavatrici. Faccia a faccia Palazzo Chigi, Meloni striglia il ministro Giuli, scontro sul docufilm su Regeni. Ancora visite a Sant'Ignazio a Gorizia con web app, la chiesa barocca appunto di Gorizia. Andremo a vedere poi anche l'edizione naturalmente di Trieste con tutte le notizie da approfondire, ma diamo una carrellata veloce sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena. I controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid.
Trasmissione e diffusione, cosa sappiamo? Vediamo, appunto, parla l'esperto in questo articolo, poi ancora invece per quanto riguarda la guerra, Iran, la tregua vacilla, sanzioni europee ai coloni, Israele è inaccettabile. Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni, Londra il primo ministro in bilico. Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi l'annuncio e le polemiche, anche a rilievo nazionale questa notizia che abbiamo già visto sul piccolo a livello locale per quanto riguarda Porcia. Vediamo legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni, apertura alle opposizioni, il vertice proprio appunto sulla legge elettorale, ne parleremo poi anche con i nostri servizi. Il legale dei Poggi, e siamo al caso Garlasco, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi. Roma, vediamo Sinner contro Pellegrino e il derby diventa favola. Vediamo la Repubblica, cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni ora basta. Lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti io cacciata con una PEC. Vediamo ancora hantavirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri 2 passeggeri della nave focolaio. Trump dice la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Prime sanzioni europee contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. In Iran la tregua appesa a un filo, USA riattiveremo il Project Freedom. Sempio a Roma per la perizia psicologica mentre spuntano gli audio con gli orari, sempre sul caso Garlasco. Vediamo la Stampa, Trump in Cina, la linea rossa di Xi, il presidente USA, cessate il fuoco con i Pasdaran e in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo. Domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo Taiwan. Vediamo ancora Mattarella e Renzo Piano, i ragazzi, createvi la vostra strada. Ancora la crisi piega Electrolux, in Italia 1700 esuberi. Vediamo anche qui che si parla del caso Garlasco, Sempio e il biglietto della confessione erano appunti per quarto grado. Il Fatto Quotidiano, il PG pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del Fatto, Interpol e rogatoria sulla massaggiatrice. Ieri abbiamo visto appunto questa intervista a questa donna sul caso Minetti e Cipriani. Vediamo ancora no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele. Consiglio europeo, gli europei scavalcati persino da Trump. Doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev, non con Schröder, mediatore. Puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di hantavirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. Il salto di specie, pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuol farci fuori. E poi la sinistra divorzia sul matrimonio gay, diritti e poltrone, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ. Propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori. Trump valuta altri raid ma tratta con Putin per quanto riguarda la guerra in Iran e poi Meloni vede Giuli, piena sintonia, legge elettorale, il governo apre. Andiamo a vedere Libero, la sinistra guardona, guerra sporca, un altro ministro con l'amante, la moglie lo sa. Per colpire il governo, Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tam tam sui social. La Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso dei licenziamenti, rinnovata la fiducia dopo le voci. Nuovo audio sull'ora del delitto di Garlasco, Stasi, nessuna revisione, i Poggi lo vogliono in cella. Per incastrare Sempio non basterà un sembra, l'inchiesta tra indizi e buchi. L'incredibile storia del bimbo con 2 padri e una
madre la sentenza, è la prima volta in Italia. E vediamo il Sole 24 Ore, violenze in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani. Non passa però la proposta dei dazi. Trump, il cessate il fuoco in Iran è molto debole e 1% di chance che possa tenere. Vediamo il super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. Riserva ancora sorprese la coda del super bonus, un finale velenoso come prova l'altissimo numero di frodi illeciti consumati che ha imposto al fisco di intensificare i controlli, soprattutto sulle fatture emesse negli ultimi giorni dell'agevolazione. Nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi per quanto riguarda l'acciaio. Ancora il Domani, l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo, dicono, verso il vertice tra il tycoon americano e Xi, più che di guerre si parlerà di economia. Trump, Iran, la tregua in terapia intensiva, tra USA e Teheran, dialogo tra sordi, ma si tratta ancora, dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa, Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni. E ancora paura hantavirus, ma il rischio è basso. In Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati i passeggeri della Hondius, la nave appunto con il focolaio. Andiamo al piccolo di Trieste, come vi dicevo, che cambia veste, ma qui c'è in primo piano la crisi della pallacanestro Trieste. Matjasic se ne va, preso in gestione il Pala Eur di Roma e l'addio a Trieste. Il presidente ha vinto l'asta, il futuro biancorosso è in bilico. Il club Garantiremo Basket al massimo livello possibile, quindi Paul Matjasic sbanca l'asta per il Pala Eur e di fatto chiude la sua esperienza a Trieste, ora più che mai a rischio di scomparsa del basket che conta. Il messaggio arrivato da Roma è di quelli che non lasciano spazio a repliche. La Serie A nella capitale ora è a un passo. L'offerta Monstre presentata dalla Cotogna Sports Group per lo storico impianto capitolino dell'Eur è un segnale inequivocabile. Il trasloco da Trieste sembra infatti l'unica strada rimasta nonostante le lungaggini burocratiche e la strenua resistenza del consorzio Trieste Basket. L'avvocato americano ha fatto un'offerta 20 volte maggiore rispetto alla cifra di partenza, bruciando la cordata Nelson. Sul titolo sportivo da acquisire, forti dubbi su cosa si riuscirà a trovare a disposizione sul mercato. Vediamo ancora il verdetto alla fine dei playoff, le rassicurazioni a Fedriga. Ieri l'attesa call tra l'avvocato statunitense e il presidente della regione, la proprietà svelerà le prossime mosse solo dopo il termine della stagione, questo lo scenario. Il destino quindi della pallacanestro triestina continua a essere legato a doppio filo alla politica. Dopo il segnale di unità lanciato dalla lettera congiunta firmata dal sindaco Roberto Di Piazza e dal suo predecessore Roberto Cosolini, un fronte comune indirizzato al presidente della FIP Gianni Petrucci, il baricentro dell'azione si è spostato nei palazzi della regione. Qualcosa è andato storto, la colpa non è nostra, dice nella sua palla di cristallo Giovanni Marzini. Sempre nell'attualità del piccolo vediamo invece la crisi Startec, qui ci sono alcune immagini, Startec, l'ansia e l'attesa, in arrivo gli stipendi di aprile, ma ora chiarezza sul futuro. I primi versamenti sono giunti mentre i lavoratori erano in presidio davanti ai cancelli. La regione verificare la sostenibilità del piano industriale, questo è un po' il mantra di questi giorni, i sindacati risposte definitive. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladini. Il ritardo nell'erogazione degli stipendi, la preoccupazione per il futuro del sito industriale, presidio dei sindacati alla Startec, fuori dai cancelli circa un centinaio di lavoratori. Alle 11 la notizia, 850 euro accreditati sui conti correnti dei 320 lavoratori, il resto è atteso, se non entro fine giornata, quantomeno domattina. Ecco quanto emerso dopo il presidio davanti ai cancelli della Startec. Sindacalisti e lavoratori all'attacco sulla gestione della questione stipendi e in attesa di capire se l'azienda è in grado di garantire la produttività del sito e quindi di fatto il lavoro.
E qui siamo di nuovo ad impegni disattesi. Venerdì doveva essere il giorno di paga, doveva essere il 27 aprile, poi il 30 aprile, poi nei giorni successivi, poi venerdì scorso. Venerdì scorso l'azienda alle 4 ha fatto sapere che voleva erogare un anticipo, ma non è riuscita a farlo per impedimenti tecnici. Ha garantito il pagamento per intero della retribuzione. Oggi aumenta quella che è la totale perdita di fiducia verso un'azienda, verso un imprenditore che si è presentato con grandi progetti e grandi sogni, ma che rischiano di tramutarsi in un incubo. Io voglio ricordare che qua dentro lavorano persone anche monoreddito, moglie e marito che lavorano nella stessa azienda. Come devono vivere queste persone senza una prospettiva anche certa? Perché il problema vero è la sostenibilità del progetto industriale che l'amministratore delegato sta continuando a confermare, senza però essere nelle condizioni di dire con quali strumenti economici, dato che non è in grado neanche di pagare gli stipendi. Si attendono anche gli appuntamenti prossimi col Ministero e con la Regione per capire appunto come procedere in tal senso? Sì, adesso è previsto appunto un incontro con il Ministero e con la Regione, che era stato già programmato ancora prima della giornata dell'8 di maggio, che era il momento in cui sarebbero dovute state saldare le retribuzioni. È evidente che pure noi adesso chiederemo un incontro alle istituzioni, compreso il Ministero, perché dobbiamo essere protagonisti all'interno di questa partita e capire effettivamente qual è il destino del sito. Allora, queste le ultime dalla Startec, poi affronteremo ancora con un altro servizio gli sviluppi invece degli attentati che ci sono stati, degli incendi in azienda, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città e lo facciamo con l'agente scelto Fabrizio Morello. Buongiorno. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, buongiorno a lei, qual è la situazione? Intanto le chiedo quali sono le segnalazioni. Allora, è stata una notte abbastanza tranquilla, nonostante il bruttissimo tempo e la pioggia molto forte non abbiamo avuto particolari disagi e nessuna chiamata in merito. Fortunatamente ha piovuto, anche se molto intensamente, per poco tempo e quindi sono riuscito a gestire bene la situazione. Ricordo sempre la chiusura della galleria del Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padricciano fino al 28 maggio e la chiusura della via Crispi Pindemonte per permettere il ripristino della scala San Luigi con un divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti. A causa di un cedimento dell'asfalto è stata chiusa una corsia in viale Miramare con direzione centro città all'altezza di via del Boveto. Inoltre, per una perdita fognaria è stato necessario restringere la carreggiata in via San Pasquale 78 per permettere uno scavo urgente per il ripristino. Invece una notizia già di questa mattina che ci è stata trasmessa da ANAS: domani dalle 7 alle 12 verranno chiuse le rampe di accesso in GVT nella zona di Cattinara per lavori di asfaltatura. Naturalmente si spera riescono a concludere un po' prima delle 12 perché è una zona particolarmente frequentata, ma sarà gestito dai loro operatori. Poi da quello che vediamo dai piani in questa settimana non ci sono particolari eventi o manifestazioni che possono inficiare la viabilità, forse nel fine settimana, ma ne vedremo atto più avanti. Quindi se proprio va bene vi restituirei la linea. Grazie, allora grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi, ci risentiremo all'ora di pranzo. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie. Noi andiamo avanti parlando proprio del maltempo che c'è stato ieri sera, nella notte una doppia ondata di maltempo. Qui siamo sul sito online del Piccolo, una doppia ondata di maltempo ha investito della serata di ieri la città di Trieste, segnalati allagamenti in varie zone della città, in particolare sulle rive, come spesso accade insomma in queste situazioni, ma fortunatamente, come ci diceva l'agente scelto Morello, è durato poco il maltempo. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento anche per cantine e scantinati di abitazioni private, temporali sostenuti dal vento di libeccio che erano stati annunciati dalle previsioni meteo già nei giorni scorsi. Per la giornata di oggi invece è attesa la bora, come abbiamo visto prima nelle previsioni proprio del tempo. Andiamo al Piccolo ancora e torniamo al caso Startec. Rabbia, delusione, paura, c'è chi non ha pagato l'affitto, il pianto di una
una madre, non posso esaudire nemmeno piccoli desideri dei miei figli, sono le voci dei lavoratori Startec che hanno ricevuto ieri soltanto appunto l'acconto dopo essere scesi ai cancelli, insomma in presidio ai cancelli della fabbrica. Attentato all'azienda, perizia psichiatrica per l'uomo arrestato, sarà richiesta dalla procura e dall'avvocato dell'indagato. Agatino Privitera, indagato per l'incendio davanti al GIP per l'aggressione alla poliziotta, ha scelto di non rispondere, quindi preoccupa la situazione della sicurezza, in particolare dopo l'aggressione in questura che rievoca il caso Meran e questo appunto l'indagato 47enne è comparso davanti al GIP di Trieste, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere proprio su questo caso e attesa l'ordinanza per la convalida dell'arresto. Allora, per quanto riguarda l'attentatore seriale, ieri c'è stata l'udienza, rivediamo insieme il servizio. Agatino Privitera, il 47enne triestino, ritenuto responsabile degli incendi allo stabilimento della Startec di Trieste e protagonista del blitz di sabato pomeriggio in questura, dove ha tentato di strappare la pistola a un agente, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, Marco Casavecchia, per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Zuliani del Foro di Trieste, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attesa entro mercoledì l'ordinanza di convalida dell'arresto. Il 47enne è detenuto al carcere del Coroneo proprio a seguito dell'episodio di sabato, quando aveva dato in escandescenze dentro la questura. Erano le 16 quando Privitera si era presentato in via del Teatro Romano sostenendo di voler sporgere una denuncia. I piantoni però avevano notato il suo stato di agitazione e lo avevano allontanato. Quindi, approfittando di una persona che stava entrando in questura, il 47enne era riuscito ad accedere. Dopo il diverbio con la poliziotta, la colluttazione. L'uomo aveva tentato di afferrare l'arma dell'agente che si era difesa. Infine l'intervento dei colleghi poliziotti che avevano bloccato il 47enne. Privitera, come detto, è ritenuto il responsabile dell'attentato alla Startec. Le indagini scattate immediatamente dopo i 2 incendi appiccati fuori dallo stabilimento nella mattina di sabato 2 maggio, era stata presa di mira la cabina del metano, avevano portato in tempi rapidi all'individuazione del 47enne. L'uomo è dipendente dell'azienda, già sospeso per alcuni episodi di squilibrio. Ieri abbiamo ripercorso con un servizio proprio i vari casi, gli episodi di violenza in città e anche appunto proprio questo ultimo caso dell'aggressione alla poliziotta all'interno della questura che ha richiamato alla mente proprio il caso Meran. Rivediamo insieme il servizio. Bocche cucite in questura dopo il vertice di stamattina, incentrato sulle nuove disposizioni da adottare per garantire la sicurezza dei poliziotti. L'episodio di sabato pomeriggio, un agente aggredita dall'attentatore della Startec che aveva cercato di strapparle la pistola dalla fondina, ha riportato alla memoria il tragico episodio dell'ottobre 2019, quando Alejandro Augusto Stefan Meran aveva ucciso a colpi di pistola i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Ma il problema sicurezza a Trieste ha riacceso il dibattito anche grazie a recenti accadimenti, fra cui quelli che hanno visto protagonista Piazza della Libertà. La lite fra afghani di venerdì scorso, culminata nell'accoltellamento di un giovane di 19 anni, è solo l'ultimo episodio di una serie. Il 16 aprile scorso, la rissa fra stranieri davanti alla stazione, era spuntato un coltello, prontamente sequestrato dagli agenti di polizia che si trovavano sul posto. Pochi giorni prima, la rissa con doppio accoltellamento di 2 cittadini nepalesi. A marzo, la rapina ai danni di un minorenne di origine balcanica al quale i malintenzionati avevano sottratto il cellulare. A inizio gennaio, sempre in Piazza della Libertà, 2 giovani afghani erano stati accoltellati durante un tentativo di rapina. La situazione ora preoccupa davvero, non solo l'opinione pubblica, in allarme anche le istituzioni, tanto che per domani è previsto un incontro fra il prefetto di Trieste e l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Al vaglio nuove misure per contrastare l'escalation di violenza.
Allora, torniamo invece alle crisi industriali, poi sentiremo anche il commento del Presidente Fedriga sulla situazione di sicurezza, ma anche sulla legge elettorale, ma vediamo appunto la scure di Electrolux sull'Italia, lavoratori quasi dimezzati, l'abbiamo visto anche sui giornali nazionali. Porcia perderà la lavasciuga, annunciati 1700 tagli con la chiusura di Cerreto ed esuberi in tutti i siti. Oggi 8 ore di sciopero, il ministro Ciriani dice i dipendenti non paghino il prezzo più alto. Urso, tutelare l'occupazione. È un caso davvero nazionale. Dopo l'Ungheria, il Nord America e il Cile tocca l'Italia. Electrolux quasi dimezza la forza lavoro nei 5 stabilimenti italiani, chiudendo quello di Cerreto e mantenendo negli altri siti le produzioni nell'alto di gamma. Via dunque circa 1700 posizioni per quello che l'azienda ha definito un processo di ottimizzazione e che in verità si presenta come una botta solo in parte prevista, non certo di queste dimensioni, tanto che i sindacati l'hanno subito respinta come inaccettabile. Le reazioni su Zegana in rivolta dopo i tagli e un piano inaccettabile, il gruppo dovrebbe restituire 700 milioni di contributi pubblici, dicono i sindacati. Lo shock che cambia il futuro di Pordenone, un colpo durissimo. La regione Friuli Venezia Giulia chiede con urgenza un tavolo di confronto al Mimit. Sindaci preoccupati, questa vicenda tocca da vicino la nostra comunità. Allora andiamo ancora a vedere la pagina della cronaca di Trieste, poi torneremo all'attualità nazionale ed internazionale. Dunque parleremo anche del decreto sicurezza naturalmente e anche della famiglia scomparsa. Volevo andare appunto alla pagina di Trieste, eccola qui, questa è ancora l'economia. Popolazione stabile grazie agli stranieri e il boom turistico non svuota il centro. Questo è il report sulla demografia in primo piano nella cronaca triestina. I non italiani in 10 anni sono passati da 19.814 a 26.391, invariati residenti nel cuore della città nonostante il proliferare delle case vacanza, quindi non c'è stato lo svuotamento temuto come magari in altre città turistiche. San Giovanni, Chiadino e Rozzol, unici rioni con popolazione in crescita. A perdere abitanti sono soprattutto Gretta, Roiano e Barcola. Ecco come cambia l'anagrafe, più pakistani e cinesi che croati. Questo è il trend, la curiosità, insomma, analizzando proprio tutti i dati demografici della nostra città. L'ultimo saluto a Franzini, il medico che amava il tennis, figura di spicco nella sanità e nello sport, si è spento dopo una lunga malattia a soli 62 anni. Tra gli incarichi più importanti quello di segretario della FIMG e la presidenza del TCT. Andiamo a rivedere il nostro servizio che gli abbiamo dedicato. Lascia un'eredità importante per le future generazioni e per quelle attuali che si trovano in un momento molto difficile. Lui in questo momento stava facendo per guidare questo momento di transizione che, come ben sapete, anche a livello nazionale è un momento un po' difficile. Così il dottor Dino Trento, presidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della provincia di Trieste, ricorda Francesco Franzin, appena scomparso. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 63 anni. Professionista attento e scrupoloso, già segretario della FIMG di Trieste, punto di riferimento per la categoria e in passato più volte protagonista nei dibattiti sui grandi temi che riguardano la sanità, Franzin lascia un'importante eredità. Ma Francesco è stato per Trieste un faro, diciamo, non solo per la medicina generale, per la medicina in genere, per i rapporti tra i medici, è stato consigliere anche dell'Ordine dei Medici per tanti anni e adesso guidava il sindacato, diciamo, della medicina di base, ma soprattutto era uno che si occupava di tante altre cose, un uomo poliedrico, pieno di vita, di una personalità veramente molto particolare, sportivissimo.
Oltre a essere stato un tennista di categoria C fino a qualche anno fa, Franzina ha ricoperto per 2 mandati il ruolo di presidente del tennis club triestino di Padriciano. Per 8 anni è stato componente del comitato regionale tennis e per altrettanti è stato componente della commissione medica nazionale della federazione tennis. Ma non dimentichiamoci la vela, altra enorme passione, come tutti i triestini, la bicicletta, quindi anche spingere le persone a fare attività, però anche un uomo estremamente, come dire, sobrio da certi punti di vista, molto cocciuto per altri, e soprattutto come medico uno che aveva l'orgoglio di fare quella professione, il medico di medicina generale. E restiamo in tema medico perché c'è l'iniziativa della fibromialgia, un punto informativo al Maggiore, anche quest'anno in occasione della giornata mondiale appunto di questa patologia che ricorre il 12 maggio, la segreteria Fibromialgia Friuli Venezia Giulia propone una campagna di sensibilizzazione per far conoscere una patologia tanto invisibile quanto invalidante. Ci sarà un punto informativo oggi nell'atrio dell'ospedale Maggiore tra le 10:30 e le 14:30 e poi ritorna Pneumo Trieste tra polmoniti fulminanti e apnee durante il sonno. I dati del reparto di Cattinara parlano di 50.000 prestazioni per 7 milioni e mezzo di euro, il 35% dei pazienti arriva da fuori regione. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Di nuovo in diretta, 7:34 del mattino, torniamo a leggere i giornali e torniamo alla cronaca di Trieste del Piccolo per parlare ancora una volta della tragedia della donna che ha ucciso il figlio a Muggia, giudizio immediato per la madre omicida, processo a luglio in Corte d'Assise per Olena Stasiuk. Tra le aggravanti dell'assassinio la crudeltà e i motivi futili e abietti. Il decreto presentato come da normativa 6 mesi dalla misura cautelare dell'indagata, esposto del papà di Giovanni, indagini sulle responsabilità. L'inchiesta parallela della procura dovrà far luce su eventuali condotte omissive o negligenti nei confronti di chi si è occupato del contenzioso tra i genitori e della situazione psichiatrica. Il faro viene puntato sul Tribunale Civile, consulenti, esperti e servizi sociali. Caccia a 2 uomini per l'accoltellamento, si tratta di connazionali dell'afgano che venerdì aveva ferito un 20enne in Piazza Libertà, avrebbero collaborato all'agguato. L'indagine accelera, dietro alle violenze il giro dello spaccio dei gruppi criminali. Ostaggi alla Trieste Trasporti, ma è solo un'esercitazione, l'attività coordinata dalla Polizia di Stato. La notizia, la curiosità insomma di questa esercitazione. Bau Beach subito in sicurezza, la Dem Pucci firma una mozione, la consigliere del PD chiede vengano installati cartelli e un cancelletto. Dal comune già ieri l'indicazione, la spiaggia sarà completata per giugno, quindi in tempo per l'inizio della bella stagione. Assenze dall'ambulatorio per malattia, ginecologa accusata di truffa e falso. Chiesto il rinvio a giudizio per la specialista e per 6 medici di base che le rilasciavano i certificati. Contestati 126 giorni di indennità costati 29.000 euro alla Sugi che si è costituita a parte civile. Per il PM le patologie c'erano ma non al punto da giustificare periodi così lunghi d'assenza. Gli effetti sul servizio, visite saltate, allungamento delle liste d'attesa. Un angelo di pietra in cimitero per ricordare i bambini, la benedizione dell'opera al campo 40 del cimitero di Sant'Anna. Rivediamo insieme il nostro servizio. Si è svolta questa mattina al campo 40 del cimitero di Sant'Anna la cerimonia di scoprimento della scultura Angeli, un'opera dedicata alla memoria dei bambini scomparsi prematuramente. L'intervento, realizzato accogliendo il desiderio dei genitori, mira a creare un segno tangibile di ricordo e condivisione. La scultura trasforma l'area delle sepolture in un luogo simbolico denominato il Giardino degli Angeli. L'opera è stata realizzata in pietra d'aurisina e marmo di Carrara. Il progetto e l'esecuzione portano la firma dell'artista Stefano
Stefano Comelli, mentre la progettazione strutturale è stata curata dall'ingegner Giovanni Basilisco. Ho voluto fare una sintesi di quello che poteva essere un angelo, ma utilizzando anche degli elementi che sono già presenti nel cimitero, come l'obelisco, e mettere assieme appunto l'obelisco che diventa un corpo, le ali che non sono più le ali che noi conosciamo, ma si rigirano e diventano braccia che accolgono, e sommare questi elementi fino a una parte di un piccolo angioletto che sta nel ventre di questo ideale corpo di un angelo molto più grande, che in qualche modo abbraccia tutti i bambini che sono qui presenti. Ha collaborato alla realizzazione dell'opera la Scuola Edile di Trieste ed il Master, in stretta sinergia con Acega, Sapies e Amga, e la gestione contratti di servizio del Comune di Trieste, che ha avviato l'iter nel settembre 2024 dopo un sopralluogo congiunto con i genitori promotori. Il Comune ha stanziato per l'opera una spesa complessiva di 10.000 euro. La direzione lavori è stata affidata al geologo Giorgio Tagliapietra con il coordinamento del RUP comunale, l'architetto Andrea De Walderstein. Oggi lo scoprimento di questo angelo dal forte valore simbolico a favore di tutte quelle famiglie, di quelle mamme che hanno un bambino a cui va il loro pensiero purtroppo non nato, una sensibilità forte dimostrata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Savino, che poi ha accolto una richiesta che negli anni si è cercato di realizzare. Da oggi abbiamo un luogo in più dove rivolgere il nostro profondo pensiero agli angeli che spesso richiamiamo per le nostre debolezze e per le nostre mancanze. L'impresa femminile della Venezia Giulia fa rete con Bolzano, l'incontro qui vediamo tra le imprenditrici della Venezia Giulia e quelle di Bolzano, poi ancora la cronaca, processo per i fatti del gennaio del 25, condannato il ladro della Tirso, aveva rubato 7 quintali di rame. Durante la fuga, dopo il colpo nello stabilimento di Muggia, aveva speronato con il furgone i carabinieri, 9 mesi per tentato furto, aggravato e resistenza. Le poste a Dolina aprono lo sportello per i passaporti. A San Dorligo della Valle domani l'inaugurazione del nuovo servizio all'interno del rinnovato ufficio che si rivolge sia alla comunità locale sia ai turisti in transito. Le cerimonie per i 60 anni del Tempio di Montegrisa domani aperte dal Vescovo. La messa di Trevisi sarà preceduta dalla processione mariana attorno al santuario voluto nel dopoguerra da Monsignor Santin. Qui lo vediamo in una bella immagine degli interni. Entra in casa De Vincina l'uomo ripreso nel video. Ancora vediamo altre notizie, il raddoppio della galleria di Muggia, dopo il TAR, nuovi studi sulle vibrazioni, l'intervento contestato da opposizioni e comitato, pronto il dossier del Politecnico di Torino sull'impatto acustico dei lavori di cui l'iter risultava carente. Ora la conferenza dei servizi e il parere bis dell'ARPA, poi la gara Polidori, il cantiere a inizio 2027. E ancora per le piattaforme galleggianti, affidamento alla Triestina KDM verso la stagione balneare, sempre a Muggia. Ancora nella pagina delle segnalazioni vediamo la cerimonia, la breve cerimonia di ieri, la palestra del complesso scolastico Giotti Stuparic intitolata al giornalista Gianni Cernoia. C'eravamo anche noi ieri a questa breve ma significativa cerimonia di scoprimento della targa all'interno della palestra nuova, rinnovata della Giotti Stuparic. Allora rivediamo insieme il servizio. Recentemente riqualificata, la palestra delle scuole Giotti e Stuparic porterà il nome di una persona molto conosciuta e stimata nella comunità cittadina, Giovanni Cernoia, morto prematuramente per una grave malattia nel 2024 e ricordato da amici e colleghi come un ottimo giornalista, dalla grande professionalità e cultura, a lungo colonna portante dell'ufficio stampa del comune. Ma soprattutto Gianni era una persona per bene, di grande umanità, pacatezza e attenzione verso gli altri. La targa che lo ricorda è stata scoperta questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha subito accolto la proposta giunta dal gruppo di amici di Cernoia nel corso di una breve ma sentita cerimonia, presente anche la moglie Lorena e la preside della scuola Daria Parma. La scelta di intitolargli la palestra è legata al suo grande amore per lo sport e in particolare per quello dilettantistico e giovanile.
Vogliamo ricordare la memoria di Gianni Cernoia, una figura storica per il comune di Trieste che ha dato tanto in termini di professionalità, competenza ed dedizione. È un amante dello sport dilettantistico, dello sport giovanile, quindi grazie agli amici di Gianni, grazie anche alla moglie e alla dirigente scolastica, perché oggi in questo posto, che è un posto di vita, di crescita e di sport dei giovani, abbiamo scoperto questa targa in sua memoria. Gianni lascia un vuoto incolmabile, perché al di là di essere un grande professionista è sempre attento e scrupoloso anche con noi politici nella gestione quotidiana dei rapporti con la stampa. Era una persona professionale attenta e scrupolosa, e questo è il minimo che potevamo fare per mantenere viva la sua memoria ed essere esempio anche per le nuove generazioni. Allora, andiamo alle notizie, come vi dicevo, di carattere internazionale. Siamo sempre nelle pagine dell'attualità del piccolo. Tregua in bilico, Trump ci crede, Teheran rilancia il piano cinese, cessate il fuoco debole ma un'intesa è ancora possibile. Per il regime le richieste statunitensi sarebbero eccessive. Sanzioni di Bruxelles per i coloni violenti, la rabbia di Israele. L'idea dell'invio di navi italiane non sarebbe una missione, domani Crosetto e Tajani in Parlamento. In Cina, senza l'accordo, il tycoon cerca l'appoggio, la sponda di Xi sull'Iran. Ancora il no di Bruxelles a Putin, Schröder non sarà mediatore. Cherso, siamo nelle pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, studio sull'acqua alta per proteggere il centro storico. Ancora rifacimento del lungomare, 60.000 euro ad Abbazia. Sempre per le pagine estere, le tensioni nell'area della Bosnia, senza alto rappresentante, l'ombra di Trump dietro l'addio. Vediamo anche i nodi della politica interna. Meloni striglia il ministro Giuli, riallineamento dopo la rottura. Un'ora di faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio e il titolare della Cultura. I licenziamenti al Ministero vissuti da Palazzo Chigi come fulmine a ciel sereno. Sono stati affrontati anche i nodi relativi al caso Venezzi e a quello della Biennale. Ieri abbiamo parlato del caso del ministro Giuli e dei licenziamenti attorno proprio al caso del video documentario su Giulio Regeni. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. La promessa già in parte mantenuta di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Mai più. Quel mai più e la promessa di mettere ordine suonavano come un avviso di resa dei conti imminente. A distanza di una settimana dalle dichiarazioni del ministro Giuli in Quirinale, davanti ai candidati italiani, ai David di Donatello, la resa dei conti è arrivata. Ma non è chiaro se sia dovuta solo al caso dei contributi negati al docufilm su Regeni, oppure ad una riflessione più ampia che abbraccia il licenziamento di Beatrice Venezzi dalla Fenice e le liti con la Biennale sul padiglione della Russia, e ancora le faide interne a Fratelli d'Italia, che nulla hanno a che vedere con la cultura, che in tal caso sarebbe solo strumento per togliersi i cosiddetti sassolini dalla scarpa. L'unica certezza è che cadono due teste apicali dello staff del ministro. Fratelli d'Italia parla di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni calcano la mano sui dissidi interni al principale partito di governo, faide che rientrerebbero ancora nel solco delle epurazioni post sconfitta al referendum. La famiglia di Regeni preferisce non commentare. Ad essere licenziati sono Emanuele Merlino, a capo della segreteria tecnica del Ministero, ritenuto responsabile di non aver vigilato sulla vicenda del documentario, scartato dall'elenco delle produzioni beneficiarie di contributi pubblici, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del Ministro. Ma in questo caso il provvedimento non avrebbe nulla a che vedere con il caso Regeni. Si tratterebbe di questioni legate alla mancata partecipazione ad una missione a New York, in cui la Proietti avrebbe perso l'aereo non presentandosi alla partenza. Tuttavia, trapela che la stessa Proietti sarebbe finita nel tritacarne anche per non aver avvisato il ministro Giuli, pur essendone a conoscenza di quanto stava avvenendo nella distribuzione dei finanziamenti negati al docufilm sul ricercatore di Fiumicello Villa Vicentina.
Allora, torniamo sul giornale, andiamo ancora a vedere i commenti, il naufragio culturale della destra, il commento di Carlo Bertini, poi ancora invece c'è il quinto decreto sicurezza ma non risolve i veri problemi, immigrazione, manifestazioni pubbliche, porto d'armi e coltelli, zone rosse, l'uso improprio delle norme penali è inefficace e rischia di generare sfiducia, controlli qui vediamo della polizia in un'area individuata come cosiddetta zona rossa. Abbiamo parlato anche ieri con il governatore Fedriga sia di questi temi della sicurezza, in particolare nella città di Trieste, ma anche dell'iter, e qui lo vediamo, il governo spinge sulla legge elettorale, l'invito al centro-sinistra, quindi i lavori in corso proprio per cambiare la legge elettorale nazionale. Allora sentiamo che cosa ci ha detto su questi due temi, in particolare anche a commento dell'episodio accaduto sabato pomeriggio in questura, il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Intanto penso che prefetto e questore stiano lavorando molto bene, stanno facendo delle azioni mirate senza creare allarmismi, ma per tutelare la popolazione. Il presidente della regione Fedriga commenta così sempre più frequenti episodi di violenza a Trieste e il lavoro delicatissimo delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno, in particolare sul fatto accaduto in questura sabato pomeriggio, quando il dipendente Startec, ritenuto l'autore degli incendi in zona industriale, ha aggredito una poliziotta tentando di strapparle la pistola. Fedriga punta l'attenzione sulla mancata segnalazione del caso di fragilità. Tra l'altro poi quel caso specifico, penso sia un caso che bisogna monitorare, ma anche avere la consapevolezza che stiamo parlando comunque di una persona che deve essere seguita in modo molto approfondito, forse più approfondito, e non dalle forze dell'ordine. Abbiamo avuto una segnalazione, forse una segnalazione di questo video, qualcosa che mi preoccupa, perché se qualcuno lo segue dal punto di vista medico e psichiatrico e non viene segnalata una persona che si comporta in questo modo non per una volta, è un problema. Il presidente della regione, parlando a margine del convegno di pneumologia, ha anche risposto sul dibattito in corso a livello nazionale per la modifica della legge elettorale. Aspettiamo, vediamo cosa ne fuori. Come ho detto, sempre stato favorevole a una legge che preveda di dire con chiarezza qual è la maggioranza che può governare per 5 anni. Questo è fondamentale per garantire stabilità al Paese e per dare una risposta anche alla tutela degli interessi nazionali nei consessi internazionali, perché governi instabili che continuano a cambiare sono un danno per il Paese, un danno per i cittadini italiani. Dopodiché vediamo cosa ne fuori. Mi auguro che possa arrivare una legge chiara dove il cittadino possa votare e sapere con consapevolezza che partito vota e chi vota. Allora, andiamo ancora avanti sul giornale. Alloggi universitari e affitti calmierati, corsa per un bando da 599 milioni. Il 29 giugno scadrà la gara di Cassa Depositi e Prestiti. Ogni progetto dovrà prevedere almeno 18 nuovi posti letto. A nord-est il fabbisogno ammonta a oltre 14.000 sistemazioni. In Friuli Venezia Giulia mancano oltre 2.600 posti, 1.535 a Trieste, poi 838 a Udine, a Gorizia 163, a Pordenone 31. La posizione strategica di CDP tra Poste e Banca per i Comuni, istituto di credito a tutti gli effetti, rende conto al Parlamento e alla Corte dei Conti. Andiamo ancora avanti. Un altro soliloquio di Sempio e siamo al caso Garlasco. Svelerebbe l'ora del delitto. Si tratta di un'intercettazione del febbraio 2017. Ai tempi della prima indagine IPM, l'indagato può riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato da Chiara. In base agli audio, l'ex fidanzato Stasi avrebbe un alibi per quella mattina. Si scontrano gli avvocati dei Poggi e di Stasi, le reazioni a queste novità che emergono in questi giorni sul caso Garlasco. Tragedia al Maier, morto a 5 anni, omicidio colposo, aperto un fascicolo. Nel corso degli ultimi mesi il piccolo aveva lamentato dei frequenti mal di pancia, esami clinici approfonditi
non avevano trovato la causa. Starmer non si dimette e si avvicina all'Europa dopo la disfatta alle urne e poi ancora stritolata da un macchinario, indagini riaperte sull'incidente che uccise Luana, disposti nuovi accertamenti per capire se possono esserci ulteriori profili di colpa legati al mancato rispetto delle norme di sicurezza al caso di Prato. Sbarchi finiti, la Hondius verso l'Olanda, ma si registrano 3 nuove positività e qui siamo all'allarme hantavirus, la nave della paura, il titolo del piccolo. Si tratta di uno statunitense e di uno spagnolo, quest'ultimo in attesa del secondo test, oltre a una donna francese. Gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave da crociera Hondius direttamente dalla banchina del porto di Granadiglia a Tenerife, vincendo la resistenza del governo delle Canarie che l'aveva tenuta all'alba di domenica al largo. Appunto. Il peggioramento delle condizioni meteo ha complicato l'ultima fase dello sbarco della nave focolaio di hantavirus, che ha provocato 3 morti e 8 contagi e continua a produrre nuovi casi, tra cui quello di un cittadino americano risultato positivo e anche uno spagnolo risultato positivo al test per l'hantavirus, per ora catalogato in maniera provvisoria in attesa dell'esito di un secondo test cui sarà sottoposto nelle prossime ore. Il paziente 0 della Hondius è stato tradito dal birdwatching, il profilo dell'ornitologo. Come uccelli in volo, con questa similitudine si apre il necrologio pubblicato dall'associazione di quartiere olandese De Boskrein in memoria di Miriam e Leo Skilpernhord, identificato come il paziente 0 del focolaio di hantavirus sviluppatosi a bordo della nave da crociera MV Hondius, originario di un piccolo villaggio di 3.000 abitanti nei Paesi Bassi. Il Schillaci non ha dubbi, diverso dal Covid, in Italia niente rischi, la circolare massima cautela. E poi la sequenza genetica e la foto del virus, resta il nodo dei tempi, ancora ignote le tempistiche proprio del contagio. Vediamo ancora invece il giallo di Tarcento, famiglia scomparsa nel nulla, trovate lettere della madre, spunta l'ipotesi del suicidio. Sonia Bottacchiari le aveva lasciate a casa di suo padre, le ha trovate un giornalista che era con lui. La procuratrice di Piacenza Pradella, momento estremamente delicato, serve assoluto riserbo. Il vertice in prefettura Udine, il soccorso alpino monitorerà sentieri e zone impervie attorno al campo base. Dalle indagini emerge che i 3 avevano 4 telefoni che sono stati spenti o neutralizzati nello stesso momento preciso. Morte di Gugliotta, nuove indagini, il gesto legato a motivi familiari, il gregario della Uno Bianca che si è tolto la vita. Il procuratore capo di Pordenone conferma che l'atto fu volontario. I trasporti, ferrovie e nuove chiusure, l'abbiamo visto in prima pagina, per lavori. Tocca alla Cervignano Portogruaro, il cantiere dal 19 al 24 maggio, poi gli interventi a Casarsa e a fine estate quelli sulla Udine Tarvisio. Qui vediamo appunto la prossima settimana il servizio sarà assicurato da pullman sostitutivi. Fondi per la minoranza slovena, margini per un uso migliore. Incontro tra l'assessore Roberti e la SKGZ. Vediamo sempre per quanto riguarda la regione, la nostra regione, il caso Monfalcone, cosiddetto Monfalcone 2040, le sigle, lo sviluppo cittadino solo con lavoro di qualità. Entrano nel dibattito anche i sindacati, l'abbiamo già visto ieri sul giornale. CGIL, CISL e UIL con il neonato gruppo, sì a uno studio sociologico sul territorio proprio di Monfalcone. Ancora tanti temi da affrontare, ma serve la piena volontà di ascoltare e poi agire. Vediamo l'economia, Fincantieri, ordini record a quota 74,2 miliardi, crescita strutturale, il portafoglio ordini
ordini del gruppo triestino al massimo storico, pari a oltre 8 volte i ricavi del 2025. L'amministratore delegato Folgero dice: abbiamo rivisto al rialzo la guidance per quest'anno. Acqua Dolomia supera i 20 milioni di giro d'affari, sempre nella pagina dell'economia. Generali premia la sostenibilità, le 11 PMI eroiche d'Europa. Ancora l'economia, CISL, categorie, i contratti pirata fanno perdere potere d'acquisto. Il dumping impoverisce i lavoratori e l'intero tessuto economico e sociale del territorio, sottolineata la necessità di una legge sulla rappresentanza. A Gorizia, ticket di 70 centesimi nel park di via Manzoni, si pagherà dal 3 giugno. Il provvedimento è limitato al primo piano, lavori da completare al piano terra. Nel frattempo il disco orario per 2 ore, installata con ritardo la segnaletica, una valvola di sfogo per residenti e pendolari. La seconda sede della GSM nell'ex Infopoint di Corso Italia. Ancora sempre a Gorizia, il Comitato Salute convoca i consiglieri, incontro e assemblea contro i tagli. E poi da supermarket rionale a centro di fisioterapia, la nuova vita di Comauli. Il centro è stato inaugurato in via Don Bosco, il team è composto da medici, giovani professionisti sanitari e specialisti della salute. Sant'Ignazio si svela con una nuova web app, Don Nicola dice storia della chiesa più fruibile. Ancora nelle pagine isontine vediamo Monfalcone, utili o solo propaganda, il boom delle telecamere riaccende le polemiche. Di questo si parla a Monfalcone. Con gli ultimi 10 dispositivi Monfalcone tocca quota 238 e doppia Gorizia. La maggioranza ne rivendica la necessità, l'opposizione dice invece un Truman Show. L'ex prima cittadina Cisint, una città complessa, dall'opposizione invece la consigliera di MCS, l'approccio deve cambiare, insomma c'è un forte dibattito sull'uso delle telecamere in città. Torna Scienza Under 18, fra laboratori in piazza e il ricordo al Bonezzi del terremoto del 1976. Da giovedì a sabato la 16ª edizione del festival, coinvolte 27 scuole, il clou in chiusura con la performance teatrale Sisma. Il programma è stato illustrato ieri in una conferenza stampa. Tour di 1000 chilometri per i bimbi del Gaslini, tappa pure a Monfalcone. Ancora rattoppi stradali dopo gli scavi per la fibra ottica, altri disagi a Ronchi, colori e sapori, Anima Green, raccolti ben 50 sacchi di rifiuti. Torniamo nell'edizione triestina per vedere cultura e spettacoli, Klimt e la Nuda Veritas Audacia a Villa Manin, il capolavoro del maestro viennese dal 21 maggio nella dimora storica. Attorno all'opera sarà costruita una mostra sul tema della verità e vediamo qui la famosa celebre opera di Klimt. Ancora il voto alle donne e la scelta del GMA di ritardare di 3 anni l'incontro con la storia. Le triestine si recarono alle urne per la prima volta solo nel 1949. La loro partecipazione portò all'elezione in comune di 8 candidate. Questa è la storia tutta cittadina, tutta locale. Linguaggi e regole invisibili per la Biennale dintorni, ma andiamo rapidamente, abbiamo ancora qualche secondo per la pagina sportiva del Piccolo. Playoff pronti, abbiamo già parlato della questione invece trasferimento della pallacanestro. Definito il quadro con Milano e Virtus come sempre favorite, ma non mancano le mine vaganti su tutte Brescia e Reyer. Queste le notizie proprio dallo sport giocato, per così dire. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite che sarà il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Lobianco. A fra poco.
Rieccoci in diretta, 8:07 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco. Buongiorno a tutti i telespettatori. Lobianco così ha chiamato a gran voce già ieri per la presenza annunciata qui a Sveglia Trieste da una signora che ci aveva telefonato volendo appunto parlare direttamente con l'assessore Lobianco che l'aveva sposata tempo fa in comune. Devo dire che Tele4 che Sveglia Trieste è una trasmissione, non è per captazio o benevolenza, insomma, di straordinaria importanza e poliedricità, perché riesce a trasformarsi anche in un luogo poi di ritrovo, insomma, di collegamento con le varie persone che qui frequentano e quindi la mia persona. Quindi io ringrazio la signora che mi ha cercato, peraltro poi sono stato contattato dai miei amici che anche da mia mamma che ha seguito Sveglia Trieste, io per un po' non l'ho seguito in quel frangente, mi sono messo in contatto con questa signora e ho risolto il problema. Ecco, tutto qua, quindi bene a Sveglia Trieste, bene, saluto la signora che peraltro avevo anche sposato 7 anni fa, insomma. Mi sono accertato sul matrimonio che va, che funziona, quindi bene. E funziona bene, quindi infatti si è ricordata di chi aveva sposato, però ha ricordato anche la sensibilità nei confronti era un tema animali, riguardante gli animali, insomma i gatti, animali d'affezione, insomma un gatto, io ricoprivo il ruolo di assessore agli affari zoofili e il tema delle colonie feline, tutto, adesso non voglio, abbiamo telefonato, insomma potremmo riparlarne. È un tema che chiaramente come dire, un tema che io tengo a cuore non solo per aver ricoperto quel ruolo, ma perché io amo gli animali tutti e quindi abbiamo risolto. Allora, abbiamo una telefonata subito. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, dottoressa Boccarella. Buongiorno. A lei è suo ospite, esponente di Forza Italia, Lobianco. Senti, io sono Maurizio, no? Maurizio. Buongiorno caro Maurizio. Senta, andremo un po', non sarà brevissima, ma comunque non si preoccupate. Qua siamo. Allora, volevo proporre una osservazione, anche poco fa ne ha parlato Federica, si tratta della questione di quell'uomo che ha, diciamo, a Catino Privitera, che ha, diciamo, cercato di dare fuoco in pratica alla nostra vita, e poi anche si è avventato contro un poliziotto per togliergli la pistola, no? Adesso mi faccia finire. Dicevo, ne ha parlato poco fa Federica, e quello che volevo dire un po', diciamo, è forse inusuale. Comunque quello che io penso è che praticamente siccome questo signore lo ha fatto perché credo temesse il licenziamento o era stato licenziato, ma anche delle cronache emerge che fosse seguito dal centro salute mentale di Domio, no? Allora volevo dire questo, no? E che in pratica quando ha avuto, se c'era dei segnali di malessere, avrebbero dovuto intervenire e si sarebbe evitato il tutto. Le volevo dire un'altra cosa, siccome lei mi conosce in particolare, le avevo detto un mio problema, che ero abbandonato, sono paraplegico qua praticamente, no, a casa, anch'io sono stato seguito al centro salute mentale. Bene, vede, ci sono tanti modi di intervenire. Peraltro, è un psichiatra che mi segue, siccome mi ha detto che i psicofarmaci danno fastidio, non me li dà, solo mi ascolta. Allora ci sono tanti modi di intervenire e aiutare le persone senza reprimere. Lo so che il mio intervento è, ma voi accettate, comunque mi avete ascoltato, non so se si sente bene la comunicazione, questo è il mio, diciamo, apporto. Comunque non so con che idee avete voi, lei è, insomma, avrò il piacere di risponderle. Grazie Maurizio, grazie signor Maurizio della sua segnalazione. Grazie. Allora signor Maurizio, lei ha detto una cosa di straordinaria centralità, di straordinaria verità. Lei ha usato un termine, ascolto. E uno nella mia esperienza di vita, quello che posso dirle è che tante situazioni, lei sa, io ho fatto l'assessore alle risorse umane, al personale, ho governato un bastimento di oltre 2500 persone, 2004, 2005, quindi ho governato persone, esseri umani ancora prima di essere dei dipendenti. Ho vissuto e vivo una vita di relazione. Quindi il termine ascolto è il termine centrale in qualsiasi situazione, conflittualità,
asperità, disagio, eccetera. E si può curare anche una persona semplicemente ascoltando, o comunque si può arginare, si può rendere, come dire, completa una cura di una persona ascoltando ciò che una persona ha dentro e vuole esprimere e magari ha represse. Nel caso che appunto invece di questo dipendente della Startech, giusto, il Presidente Federica ha sottolineato un aspetto che condivido, cioè se questa persona era seguita dal centro di salute mentale, se questa persona, uso sempre il se perché qua ci sono le indagini, sapete che qua bisogna sempre usare, no, pesi e contrappesi nel modo di espressione lessicale. Se appunto questo dipendente aveva già manifestato delle situazioni di non stabilità psichica e psicologica, sarebbe stato bene, no, che chi di dovere, chi aveva in sé questo percorso di protezione sociale nei confronti di questa persona, manifestasse a tutto campo in modo da poter prevenire. Ma nella vita cosa vuole? Questo spero sia di insegnamento per pro futuro. Comunque il suo intervento è assolutamente centrato. Allora, ci manda un saluto il signor Giampaolo, semplicemente insomma un saluto a tutti voi, grazie Giampaolo. Che ricambio. Ricambiamo e sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto Laura? Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Diego, Diego, buongiorno al consigliere regionale Lobianco. Buongiorno caro signor Diego. Allora, al consigliere regionale io farò un appello personale oggi. Basta solo un po' di buona volontà, tra l'altro. Mi raccomando, consigliere, non tagliamo, non abbattiamo i 12 pini marittimi della baia di Grignano. Non pieghiamoci al dio denaro per 4 posteggi in più. So che è stata fatta una variante, il progetto regionale prevedeva la valorizzazione della baia. Quella baia è una passeggiata storica per i triestini, ci sono 12 splendidi pini marittimi e mi raccomando, insomma, vediamo di fare qualcosa in Consiglio regionale per salvaguardare la natura e per permettere ai triestini di godere di questo splendido panorama, insomma, ecco, tutto qua. Poi mi farebbe piacere verificare che con un po' di buona volontà si siano effettivamente salvati e non si dica non si poteva fare nulla, insomma, a riguardo. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, Grazie, buona giornata Diego. anche a lei. Allora, il tema degli alberi, insomma, della Baia di Grignano che io ho frequentato quando ero bambino, insomma, per tutta una storia, una serie di situazioni che non vado poi a raccontare, che magari di scarso interesse, è un progetto che messo in campo per le esigenze di tutte le varie segnazioni arrivate per rimettere a posto il sedime di quell'area che le radici di quegli alberi hanno sollevato, no? Sapete, dietro il porfido eccetera, tutto sollevato con le radici che appunto venivano fuori eccetera. A quel punto il tema è come andare avanti con i lavori e come cercare di conservare il più alto numero di alberi possibili con la continuazione tecnica di quei lavori, perché chiaramente avendo quelle radici sollevato il pavimento e quindi di fatto sollevato il piano di calpestio, tecnicamente bisogna fare una soletta dove chiaramente fare un nuovo come dire, rimettere, riqualificare il parcheggio. Allora, le due cose assieme è complesso, no? Cioè, è complesso mantenere le radici, cioè gli alberi con le radici che sono causa di quel smottamento vero e proprio, no? Ecco. E alterazione del piano di calpestio, il piano appunto dove si parcheggiano le macchine o dove si cammina. E quindi tecnicamente i progettisti assieme all'assessore competente eccetera hanno visto e rivisto il progetto con tutto l'apparato tecnico, dove figuriamoci se qualcuno vuole tagliare e quindi quel progetto oggi in campo cerca di salvaguardare il più possibile gli alberi
ma non potendo, chiaramente cercando in tutti i modi di mettere assieme le due cose. Ecco, quindi questa è la vera situazione. Lei deve sapere che io nella proprietà privata dove io abito, in un piccolo condominio, ho un platano che un perito è venuto lì a dirci no, dovete tagliarlo, bene, è quasi 30 anni ancora su. Quindi noi, ma quello in proprietà privata, quindi ci lasciamo assunta noi la responsabilità firmando noi 6 condomini. Perché? Perché è tutto cavo, tutto, guardi, sarebbe però con delle potature, no, attente, ma quel caso nel mondo del privato si è potuto salvare, ma non c'era da fare un nuovo impianto, nuova situazione, no, di costruzione. Lei perciò si figuri se io sono felice di vedere non un albero, un solo ramo spezzato. Spezzato, tagliato, certo. Comunque raccolgo la sua... che lei ci ha detto. La segnalazione che dimostra anche molte sensibilità nei confronti della natura. No? Guardi, mi creda. Parlando di un altro cantiere, è venuto fuori insomma, una buona notizia per quanto riguarda invece il cantiere di Cattinara, no? Sì. Recentemente. Ecco, tra tante notizie veramente negative insomma, che ci circonda e che magari tratteremo, abbiamo questa notizia importante, che magari è passato un po' così, no? Ma insomma è una notizia importante dove una impresa, una premiatissima impresa di costruzioni veneta subentrerebbe, uso sempre il condizionale perché siamo cauti. non peraltro perché io sono anche scaramantico, e quindi entrerebbe con una sorta di procedura di concordato preventivo, si chiama, in un ramo d'azienda della Rizzani & Decker. Sì. Cosa vuol dire? La Rizzani & Decker ha tutta una serie di società, lei, questa impresa, entrerebbe in questo ramo d'azienda acquisendo in portafoglio la costruzione, cioè il cantiere di Cattinara, e quindi se si dice, come dire, del gatto quando è nel sacco, ma insomma se tutto ciò andrà a buon fine perché con tutta la procedura giuridica di quest'atto, potremmo riavere in movimento il cantiere entro l'anno e quindi ripartire con una nuova impresa per un cantiere che, ahimè, sfortunatissimo, dal 2014 a oggi ha avuto una prima, come ahimè accade nei lavori pubblici, voi lo sapete, cari telespettatori, accade che alcune imprese diano, come dire, disdetta a un certo punto. La prima ha mollato gli ormeggi, ahimè, ci ha lasciato, è subentrata, grazie al cielo, in quell'epoca la Rizzani & Decker, che però ha avuto problemi di natura ovviamente finanziaria, avendo tutta una serie di lavori in campo, ma che sono tutte le vicende, appunto, insomma, non vado a raccontarle, insomma, di crisi economica generale, hanno pesato sulla continuazione di tutta una serie di cantieri. In questo caso abbiamo una nuova impresa che in modo legittimo e lecito entra all'interno di questo asse giuridico societario e rileva il portafoglio, uso il termine, però rileva questo appalto e quindi continuerà. È un'impresa che sembrerebbe, insomma, un'impresa sana, è un'impresa che ha tutti i fondamentali per continuare e completare questa importante opera di cui la città, e non solo la città, perché è un ospedale di rilievo regionale barra nazionale per tutta una serie di caratteristiche e di specialità, potrà finalmente avere un nuovo esito. E quindi allora, questo è importante. È molto importante, è vero. È una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno carissimi, Enrico qui. Buongiorno Enrico. Buongiorno signor Enrico. Buongiorno, una domanda al consigliere regionale. Io ho un motorino, un'automobile e un camper. Ho chiesto al meccanico se possono venire tolti gli avvisatori acustici, i clacson per intenderci. Mi ha detto di no, che sono matto. Sono previsti dal codice della strada, l'articolo 68, ma sembrerebbe che questo non valga per le biciclette. Se voi girate la città o il Carso, vedrete che probabilmente forse 1 su 100, ma è difficile trovarlo, ha una bicicletta con l'avvisatore acustico, quello che noi
da piccoli chiamavamo la campanella, che è estremamente importante perché questi tizi ti arrivano alle spalle, non c'è il motore, non li senti, e se tu sposti un braccio magari ti arrivano addosso sul braccio, sulla spalla. Naturalmente ti fanno anche prendere paura perché uno cammina tranquillo e si vede sfrecciare dalle spalle questo qui in bicicletta a 30 all'ora, è logico che la passeggiata non diventa più un piacere. Quindi io vorrei sapere dall'ospite, visto che lui si occupa di biciclette, essendo un ciclista, se si può fare qualcosa per obbligare i ciclisti a rispettare i codici della strada munendo le biciclette di avvisatorio acustico. Inoltre ricordo che ci sono negozi che le vendono senza avvisatorio acustico. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Buongiorno, buona giornata e grazie della domanda. Sì, io sono un appassionato di ciclismo, quindi bici da corsa. Il tema che l'avvisatore acustico. Guardi, ahimè. Allora, a posto, insomma, adesso non vorrei andare nella specializzazione proprio del tema, bici da corsa più leggera è meglio è, quindi c'è la corsa al ridurre anche di 1 grammo, in questo caso bisogna avere anche l'avvisatore acustico, il campanello, ma il tema che solleva il telespettatore è più sulle bici, sulle mountain bike o le bici in genere che frequentano le ciclopedonali o i sentieri del Carso, e che chiaramente non tutti, perché non bisogna mai generalizzare, alcuni ciclisti magari in modo molto veloce scendono a valle lungo la discesa, vuoi di un sentiero, vuoi di una ciclopedonale come può essere la Couture, e sfrecciano, no, sfiorando, e quindi questo io si figuri, io non uso non è il mio caso, ma voglio dire, e c'è l'obbligatorietà del campanello cosiddetto avvisatore acustico. Mi sono anche informato perché io non pensavo ancora mesi e mesi fa, penso grazie alla telefonata proprio del signore. E quindi ho parlato anche con alcuni negozianti e soprattutto con uno sul tema di dotarla in automatico. Alcuni negozi lo fanno, ci sono i modelli già che hanno il campanello, bisognerebbe semplicemente raccontare, perché secondo me molti ciclisti non lo sanno, che questo è un obbligo. La trasmissione di Tele4 questo serve e quindi questo aiuterà sicuramente a inserire i campanelli. Devo dire la verità, e poi perché magari un giorno faremo una trasmissione in un'altra e parlare di biciclette, proprio, no? Perché guarda, il tema biciclette è un tema importante oggi. Tanti, sì, ma anche perché ci sono queste con la pedalata assistita, elettrica, certo. È cambiato un mondo che dovrebbero essere, i costruttori dovrebbero farli questi avvisatori acustici o campanelli anche per chi ha manubri piatti, perché non sono più i manubri tondi, ci sono i chiamati aero, no? Cioè quelli più e quindi facendo la sezione tonda questo è un po' un problema. Questa cosa tecnica che al telespettatore poco importa, o sta sorridendo immagino. Allora, la saluto. C'è un'altra telefonata però, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, visto che si parla di mobilità, di biciclette, anche io sapevo che il campanello è obbligatorio, ma comunque non viene rispettato. Ma io volevo parlare di un'altra maleducazione, che si parla poco, ma per me è molto molto importante. Io proporrei al comune, alla polizia locale, di eliminare tutti gli stalli degli autobus dove si fermano gli autobus, eliminarli. Così produrremo molti posti, molti parcheggi, senza andare a colpire sempre questi poveri automobilisti che lasciano lì la macchina per un momento. Poi insomma avete già capito che la mia è una provocazione. È una provocazione, è chiaro. È legittima, guarda. Ecco, perché è incredibile le scene raccapriccianti che si vedono a bordo o sotto o sui marciapiedi degli stalli degli autobus e che non sono mai liberi. Mai liberi. Non facciamo come il nostro caro sindaco, che la città meravigliosa, che lo è sicuramente, la città qui e là,
girando sempre attorno a Piazza Unità e Piazza della Borsa. Ma anche lì ci sono le fermate degli autobus. Ecco, le fermate degli autobus. Io abito, per modo di dire, a Officina molti mesi all'anno. Ci sono 3-4 posti autobus che si creano delle file fino al confine di Ternetti. Un giorno sono intervenuti i carabinieri, un carabiniere sceso imprecando e dicendo all'automobilista che si trovava di fronte a gustare un buon kebab, no? Che rideva, imprecando, gridandogli non si vergogna di lasciare la macchina qui, che la signora non riusciva a scendere. Ecco, tutto qua. Eliminiamoli. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Allora, raccogliamo questa guardi, segnalazione. lei ha ovviamente ragione non nell'eliminazione dei parcheggi, delle fermate, delle aree di sosta degli autobus. Vi è indubbiamente, per quanto vi sia un lavoro incessante della polizia locale, mi creda, io so che la collega l'assessore De Gavardo e la polizia locale sono impegnatissimi ovunque, mi creda, a multare di qua, di là, ma è straripante questo malvezzo, questo comportamento, che non è un comportamento, è un atto illegale, è un atto appunto che deve essere sanzionato. E assieme a questo ve ne sono altri, come ed è in un crescendo quello di mettere le macchine in seconda fila, peraltro in un modo addirittura a terza fila in alcuni luoghi della città, su assi di scorrimento. E indubbiamente vi è un impegno su questo tema, ma questa cosa, perché il parcheggiare sulle fermate degli autobus crea più elementi, tanto perché è un atto da sanzionare in quanto è contro il codice della strada, crea poi il fatto che l'autobus non può entrare dentro in carreggiata, rimane quindi fuori, blocca il traffico. E lei capisce, lei ha perfettamente ragione, quindi comunque segnalerò, guardi, dopo la trasmissione segnalerò l'assessore competente che a quel punto, insomma, d'altronde, vede, ruberò un minuto neanche, non meno, una volta gli stessi, mi ricordo, facevo io i giuramenti addirittura, i dipendenti da Trieste Trasporti dell'epoca, parliamo, insomma, quando ero assessore nel secondo mandato di Piazza, io facevo i giuramenti, potevano sanzionare. Dopodiché, sa, la burocrazia di cui spesso il sindaco parla, insomma, ha fatto sì che i controllori da Trieste Trasporti che venivano da me a giurare come per poter poi sanzionare, non hanno più avuto il potere di sanzionamento. Quindi sarebbe bello ricreare questa possibilità dove gli stessi controllori, avendo potere di sanzione, hanno molte più facilità di iniziare veramente un'opera di persuasione con quella che è il denaro, perché quando uno ti entra nella tua tasca e ti preleva un po' di soldini, vedi che poi tu non parcheggi più. Grazie per la sua Grazie della segnalazione. Allora, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Aspetto la pubblicità. Aspetta la pubblicità, il signor Claudio Visentini. Obbedisco. C'è anche scritto. Allora, rimaniamo in contatto e andiamo in pubblicità. A fra poco. Riprendiamo la trasmissione alle 8:36 in questo istante del mattino e c'è il nostro telespettatore affezionato Claudio Visentini al telefono che ci ha aspettato. Buongiorno Claudio. Eccoci qua, buongiorno. Dunque, il mio doveroso grazie alla gentile centralinista signora Paola e alla regia che mi manda in onda. Buongiorno gentile dottoressa Laura e l'amico Michele da Claudio Visentini. Buongiorno caro signor Claudio, buongiorno. Caro lei, caro consigliere, alcune mie domande facili per una persona come lei che mastica politica per professione. Dunque,
Della situazione dell'ospedale di Catinara, lei ha già parlato della nuova vita, per fortuna, ed è emblematica delle difficoltà infrastrutturali che pesano sulla sanità triestina. Poi ci sono le liste d'attesa e non sono solo un problema di muri, ma come è logico di personale. E come dicono a Milano, sperano. Seconda domanda, la sicurezza e il disagio giovanile. I recenti fatti di cronaca che vedono protagonisti purtroppo giovanissimi armati di coltello destano profonda preoccupazione. Terzo, caro vita e carrello della spesa. La Regione, Friuli Venezia Giulia ha cercato in diversi modi di intervenire per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, sebbene i prezzi siano spesso dettati da dinamiche globali. Ritengo ci vorrebbe l'intervento appunto della Regione, non so se si può fare, una legge che proponga al governo una specie di ripristino di un tipo di scala mobile per rimpinguare gli stipendi e le pensioni che si sono fatti andare a benedire. Grazie per le risposte e buon lavoro. Grazie Claudio e buona giornata. Allora, grazie, ha posto dei quesiti che non, corposi che chiederebbero ma sono peraltro i requisiti e le domande che chiaramente insomma sono i temi del vivere che anche preoccupano le persone. Allora dell'ospedale di Catinara ho parlato e devo dire, aggiungo che a me questa notizia non va bene soltanto per il fatto che chiaramente vi è una nuova speranza più concreta che quel cantiere riparta, ma anche per sminare la campagna elettorale da quel tema, perché quel tema di politico non ha nulla. Quindi chi utilizza l'ospedale di Catinara per fare campagna elettorale si dedichi ad altro, perché questo è. E quindi quello è un tema. Poi continuiamo invece con il tema della violenza minorile, abbiamo visto, minorile o la violenza, insomma i coltelli eccetera. Ricordo sempre che il gruppo regionale di Forza Italia ha fatto un emendamento per dotare tutte le prefetture dei famosi apparecchi contro i metal detector. Quindi il gruppo di Forza Italia in Regione ha fatto, ripeto, un emendamento corposo di denaro per far sì che tutte le prefetture possano comprare per le varie forze dell'ordine questi metal detector. Ma questo è un tema, come dire, di cornice. Il tema invece è di natura, ahimè, sociale / sociologico. Infatti dico sempre, dovete invitare un sociologo qui a raccontare cosa accade, anche se chi fa politica di per sé abusa del titolo accademico di sociologo, perché un politico deve sapere nella società in cui vive. E qui noi abbiamo questi fenomeni che sono variegati nella nostra città, ma peraltro anche nelle altre città. E quindi abbiamo ciò che accade nella famosa ormai Piazza della Libertà, ciò che accade in Via Torino, no? Che sono ragazzi chiamati con questo termine maranza, insomma questi ragazzi che per lo più minorenni o quasi tutti, che fanno quello che fanno e tutti sappiamo, gli immigrati che stazionano in Piazza della Libertà e poi un altro tipo di microcriminalità o criminalità che si manifesta in altre zone della città, che ha un'altra sfaccettatura. Allora io dirò qualcosa di nuovo, e so che dirò che di queste cose se ne deve occupare la politica, ma se ne deve altrettanto occupare chi ha il sapere sulla sicurezza e quindi prefetto o forze dell'ordine, no? Perché il politico dà gli indirizzi politici, certo, ma gli addetti ai lavori sono le forze dell'ordine. Mi sento di dire che per quanto riguarda ad esempio Piazza Libertà e tutto ciò che accade in quella piazza, uno al netto di varie, cioè nessuno ha la soluzione in tasca, è inutile che ce lo raccontiamo, ma una delle soluzioni, cioè provvedimenti, non soluzioni, il termine giusto, provvedimenti da portare in campo, è che bisogna ciclicamente e
in modo costante, uso un termine brutto, ma svuotare, no, la piazza, i magazzini da questi immigrati, come è accaduto in alcune occasioni, ma troppo tempo passa, no, Tele4 che io amo in modo, perché io la mattina mi sveglio e guardo Tele4, vengono raccontati noi pullman la mattina. Allora quei pullman devono partire più spesso. Guardi, faccio un appello al prefetto, perché poi il prefetto, cioè devono partire più spesso questi pullman. Perché? Per ovvi motivi, perché tu svuoti, incominci a separare queste persone, disinneschi, no, i contrasti che si creano nel lungo periodo, nel lungo stare in un ambiente circoscritto che è quello dei magazzini del Porto Vecchio, di Piazza Libertà, ma ciò che vuol dire del centro, perché non è che questi stanno là, vagano, cioè se tu incominci a muovere e a dislocarli nel resto d'Italia o rimandarli a casa se non hanno titoli di poterci stare, cioè questa è la soluzione, no, la soluzione è un provvedimento per governare e non subire ciò che accade in Piazza Libertà. Allora il mio invito è a chi ne ha titolo di rimettere in moto quel meccanismo di dislocazione, riallocamento in altri luoghi d'Italia, di respingimenti di nuovo nel loro territorio di origine, per evitare che le tensioni tra peraltro etnie diverse o il vivere continuamente come dire, e sedimentare la propria vita, no, nella nostra città, fa sì che questi poi si armino di elementi, non di coltelli e basta, ma di provvedimenti di vita diversi come lo spaccio, le cose, e quindi vadano a rendere marcescente il nostro tessuto, no, in quella zona. Quindi uno dei provvedimenti primi da fare è svuotare i magazzini. Devo dire, poi lo dico, è inquietante che noi abbiamo i magazzini della nostra città, cioè scusi, i magazzini di Porto Vecchio o altri luoghi che sappiamo sono occupati da questi. Cioè, io lo dico, cioè, lo si può tollerare fino a un certo punto, no? Ecco, quindi, ed è un tema. Quell'altro invece delle bande minorili, eccetera, che andremo a reincontrare un tema di cui si parla poi, che si chiama Movida. Ha a che fare con la Movida? Sì, no, sì, ha a che fare anche con quello. Certo. Quindi io non sono più in comune, non approccio più questo tema, però una riflessione profonda sulle regole di ingaggio di quella che è la Movida così, libera e creativa da una parte e dall'altra chiaramente controllare l'elemento poi minorile, e qui invece parlo a me stesso ma parlo soprattutto a chi governa a livello nazionale, il tema della minore età va rivisto completamente, mi dispiace, cioè noi non possiamo accettare che, e parlo di quello che ha coltellato, cioè che un minorenne può coltellare una persona e può essere liberato. Ecco. Ma allora, è un fatto troppo grave per poter essere... Noi dobbiamo noi, ripeto, voi telespettatori siete lì a dire beh, bravo Lo Bianco, ma se guardi in specie la parli con se stesso, giusto? Io parlo con me, con la politica che io rappresento e dico a Roma, perché in regione non abbiamo questo potere, se no saremo... Dobbiamo legiferare ancora più, perché c'è qualcosa su questo tema, adesso mi sfugge l'elemento giuridico, ma dobbiamo comprendere che la minore età non può essere più uno scudo per chi commette un reato di essere protetto, mi dispiace no. Certo, dopo bisognerà costruire, adattare, creare carceri minorili, non so, luoghi di detenzione, di rieducazione, ma questa è una pratica politica che bisogna fare. Dopo mi ha chiesto provvedimenti invece per il caro vita, no? Del caro vita, eccetera. Allora, in questo parto abbiamo una legge multisettoriale in campo in regione in questi giorni. Abbiamo come prima risposta importante per quanto riguarda le piccole e medie imprese piccolissime che sono nella logistica, i padroncini, insomma quelli che hanno i furgoni che devono portare appunto tutto, dei contributi a fondo perduto per quasi 15 milioni di euro,
per le stesse imprese, per essere più libere dal legame con le tradizionali fonti di approvvigionamento energetico, ci sono un ulteriore ampliamento dell'appalto sul fotovoltaico, quindi uno potrebbe utilizzare questo nuovo bando per essere più indipendente, quindi affinché la propria energia elettrica costi meno, ma su quel tema invece, sul carrello della spesa eccetera, vi è indubbiamente un impegno indiscutibilmente unico della nostra regione su tutte le altre per quello che l'assessore Rosolén, ecco, mette in campo per la protezione tra virgolette sociale, con tutta una serie di contributi, no, alle famiglie, vuoi per l'educazione dei figli, perché poi si risparmia da una parte e puoi spendere dall'altra. Ma il tema della famosa scala mobile, quello è un tema che come diceva Indro Montanelli, due italiani, poi d'altra parte ve ne siete migliaia e migliaia, due italiani su un argomento hanno tre opinioni diverse. Ci sono invece chi dice che la scala mobile non è il migliore dei metodi per allineare all'inflazione la propria retribuzione, ma non entrerei in questo dicendo che quello che lei dice ha un fondamento, ma come si vede, adesso dirò una cosa che parte da lontano ma arriva, i cinesi vogliono addirittura comprare gli stabilimenti Stellantis in Italia per produrre le automobili qui, perché sembra che convenga più produrle in Italia. Questo da una parte mi dispiace, ma allora mi dispiace perché noi abbiamo perso Fiat, tutto, comunque andremo lontanissimo, ma vuol dire che c'è un costo del lavoro così basso che non mi rassicura per il costo invece della vita che è alto e che lei giustamente ha rappresentato nel suo intervento. Poi adesso ci sono anche le crisi industriali, insomma se ne parla oggi sul giornale, Startec qui a Trieste, Electrolux in tutta Italia, insomma e noi appunto viviamo due situazioni complesse sempre in regione, una a Trieste della Startec e l'altra dell'Electrolux che perde un ramo della produzione sulle lavasciuga, insomma, comunque perdita di posti di lavoro, rischio fortissimo di perdita di posti di lavoro nella zona del Pordenonese e una situazione di grande preoccupazione e di attenzione massima su quello che è la Startec, che è quell'azienda che chiaramente aveva trovato un nuovo slancio con l'ingresso di nuovi soggetti, tra cui un soggetto israeliano che andava a rilevarla e che chiaramente in base a tutto meccanismi anche lì un po' cervellotici, diciamo, uso questo termine che non è adeguato in economia, non continua più e si è disimpegnata, e anche qui lei appunto Visintin, caro Claudio, la regione è sul pezzo con l'assessore Rosolén, Bini e il consiglio tutto e ovviamente col presidente nel seguire con grande decisione e con il ministero più che le sorti, la strategia che c'è sotto, perché ormai noi siamo così, potrei fare un salto pindarico alla pallacanestro, noi siamo ormai con proprietà che non sono nostre, con fondi lontani, non c'è più il famoso capitano d'azienda, no? Il titolare di un'azienda o comunque un gruppo nostro o che lo prendi per mano, eccetera. E quindi bisognerà capire quali siano le strategie. È un po' quello che ci scrive Piero, ad esempio, buongiorno, Trieste truffata, premetto la pallacanestro non mi piace, questione di gusti personali, non mi piacciono neanche però tutti gli stiforesti che acquisiscono le nostre società sportive smantellandole, vedi Unione. Le dure esperienze subite nel campo economico industriale pare non siano servite a nulla, note industrie appunto come dicevamo prima, storiche, produttrici di meccanica, elettronica, alimentare,
alimentari eccetera, distillati, una volta in mani triestine sono immancabilmente finite male. Sarebbe ora di porre dei paletti agli stranieri che intendono acquistare le società del territorio, dice Piero. Guardi, Piero ha preceduto il mio pensiero e l'ha seguito, nel senso che la Flextronics di cui parlavo prima oggi, Startech, e la Triestina, no? Noi ci siamo circondati da queste situazioni dove chiaramente quando accade che il fondo azionario, il presidente lontano negli Stati Uniti o in Cina dice cambiamo l'asset, decide che non è più strategico, si disimpegna. Ora, certo che questo ha dei elementi ha dei pesi e contrappesi comunque che le istituzioni mettono su una contrattualistica, eccetera. Però quando questi decidono di smettere, questi smettono. Punto. Quindi bisogna, smettono, uso un termine generale, no? Ecco, smettono di impegnarsi nella pallacanestro e vogliono andarsene a Roma, smettono di impegnarsi e si sfilano da asset societari come questi della ex Flextronics, oggi Startech, e quindi adesso bisogna innestare elementi nuovi. Insomma, è un continuo andare in una precarietà che è complessa su quello che il signor Vicentin dice prima, la vita e quindi la spesa, il costruire un percorso di vita, no? Avere un orizzonte. Infatti nel vostro servizio dove c'era quella sindacalista, diceva qua ci sono famiglie, monoreddito, addirittura marito e moglie che lavorano. Infatti. Qua parliamo di carne viva, cioè spogliamoci un attimo da tutti gli orpelli, le cose tecniche, no? Ecco perché tornando di nuovo al cantiere di Catinara, viva Dio che c'è un'impresa che è riuscita a subentrare e così. E in questo caso, ecco, quello che mi sento di dire, e lo dico con piena, veramente con anche una certa fierezza, è che la Regione è sul pezzo, ma mai come mai decisa e forte in questa partita. Parlo ovviamente delle crisi aziendali, no? La Startech, l'Electrolux di Pordenone, e anche sul tema della famosa pallacanestro Trieste, di cui abbiamo, ahimè, le note più tristi. Più dolenti. Allora, abbiamo una telefonata. Chiedo scusa a chi era in attesa al telefono. Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, io mi sono sentita ieri con il dottor Lobianco. Buongiorno. Buongiorno, anzi ha mandato a salutare mio marito che ricambia i saluti. Lei mi ha dato il numero di un interno del dottor Saccucci, può essere? Sì. Saccucci? Sì. Ecco, non mi risponde nessuno. Allora, nuovamente darò, insomma. Va bene, allora farò il contrario, la farò contattare da lui direttamente. Farò contattare. Magari, la ringrazio faremo tanto. Faremo il contrario, dai. Va Grazie bene? Mille, grazie. Mi saluti il marito. Grazie. Grazie signora, buona giornata. È la signora che aveva telefonato ieri, no? Da cui siamo partiti. Allora, ci sono altre mail che arrivano al nostro indirizzo, c'è Vadim che dice buongiorno, qualche anno addietro i potenziali investimenti della Cina nel porto sono evaporati nel nulla per l'intervento degli Stati Uniti che a parziale titolo di compensazione hanno investito nel nostro calcio e pallacanestro. Vista la situazione geopolitica attuale, lo stato di queste due realtà sportive, col senno di poi sorge forse qualche dubbio e rammarico su quella decisione? Si domanda appunto il signor Vadim, fa questo parallelo tra porto e... No, vabbè, se dopo con il senno di poi uno può costruire veramente tutti i ragionamenti possibili, ma insomma non vi sono... Poi adesso abbiamo un nuovo orizzonte con il corridoio, la via del cotone così chiamato, l'IME, che insomma, ma poi se noi adesso osserviamo la situazione geopolitica, abbiamo uno stretto che tiene in pugno il mondo, uso questo termine, no? Lei si figuri
lei si figuri oggi, qualche anno fa, solo perché una nave da cargo si era messa di traverso, sbagliato la manovra a Panama, anche lì con il senno di poi, mondo, con tutto, insomma ci sono situazioni a cui va data risposta in quel momento, certo studiando poi, la vita è una continua partita a scacchi, quindi bisogna sempre capire mossa contro mossa quello che potrà accadere. Prevedere, però non si può onestamente arrivare fino alla mossa finale, quella vincente, se era giusto, se era sbagliato, insomma. Comunque è un'osservazione che va sicuramente tenuta, che va presa in considerazione. Allora c'è la vignetta di Marco Englaro sulle preoccupazioni per l'antavirus, Titega almeno da 30 anni. Anta, no? E gli anta. La signora evidentemente ha superato da un po' di tempo gli anta. Sì, bene. Ma è bravissimo questo signor Englaro, no? Questa è una vignetta simpaticissima, fa tutte simpaticissime. È vero. No, ma anche sta un po', perché adesso c'è tutto, c'è anche su questa cosa di questo virus, adesso ho visto il nostro Covid, allora c'è tutta una tensione, una situazione complessa, quindi bene anche un po' sorridere, ecco. Chiedo invece di scrivere Riccardo gentilmente al consigliere quale idea si sia fatto riguardo il perché le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale al tavolo delle trattative per la pace pensarono all'istituzione di un piccolo stato cuscinetto, il territorio libero di Trieste, senza mai darne successiva attuazione. Si domanda un po' perché è stato fatto e perché non è stato compiutamente applicato poi in seguito, no? Ma guardi, è la storia che è andata così, insomma. Guardi, la storia è andata così, dopodiché è chiaro che se noi andassimo a ragionare un po' come la mail di prima, perché poi non si è avuto il completamento, probabilmente ci sono state ragioni geopolitiche, uso questo termine, di convenienza di una parte o dell'altra, la metto così. Ma mi fermo qui perché poi c'è il signor Fuglio che potrebbe chiamare. Forse lui, vediamo c'è la telefonata. Fuglio. Buongiorno. Buongiorno Bianco, che noi ci conosciamo, sono Silvia. Buongiorno signora Silvia. Buongiorno. Allora, niente, io questa storia dell'antivirus non è che mi lascia così del tutto indifferente. No. Sa cosa volevo dire a lei che appunto fa parte della maggioranza e quindi diciamo che conta di più, ecco, giustamente. Questa storia, questi nostri immigrati che dormono fra i topi in quella circostanza si ammalano perché sono esseri umani, cioè, qualche volta si dimentica, ma sono persone, esseri umani, no? E quindi sarebbe il caso di andare a fondo del problema, perché è un problema, perché si ammalano e non lo sa nessuno, perché dove vanno? Ecco, dormono in mezzo ai topi e lo sappiamo. Quindi io credo che sarebbe il caso di rimboccarsi le maniche fino alla spalla, dico io perché c'è tanto lavoro da fare, e prendere dei provvedimenti seri per questo problema. Allora, o si trova un posto dove rimpatriarli, dove mandarli indifferente, e comunque non possono assolutamente dormire in quei siti così sporchi, inquinati, in quelle condizioni. Perché se sono ammalati e girano per la città, io lascio immaginare che cosa succede, perché è una cosa, non è da poco l'antivirus, quindi io non voglio fare allarmismo, sono la prima che me ne guardo bene. Però assolutamente non sottovalutare, perché il problema di base è proprio questo, l'igiene, il posto in cui si vive, in cui si può infettarsi. Qui a Trieste abbiamo una mina vagante praticamente, io spero di no, comunque mettetevi all'opera, ma subito più attenzione perché è vero, lo dicevamo prima, no? Ma il tema, allora io rispondo anche perché stiamo finendo la trasmissione, saluto la signora Silvia, il tema è questo, il tema antivirus è un tema, le condizioni igienico-sanitarie e quindi di possibili malattie trasmissibili da parte di queste persone che giacciono e dormono nei magazzini appunto di Portovecchio, lo metterei da parte, anche se giustamente dice, ma sa, qua
Cosa ho detto prima? Ho detto che bisogna assolutamente velocizzare la loro situazione, vuoi nella ricolocazione da un'altra parte, vuoi respingimenti, eccetera. Non può essere stagnante, ecco, questa situazione. Per tutta una serie per insomma, tutto, di tra cui anche questa. Tra cui c'è anche questa novità. Sì. Allora, grazie a Michele Lobianco per essere stato con noi e torni a trovarci sempre qui a Sveglia Trieste. Volentierissimo, un saluto a tutti. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco c'è Carlo De Donato del Partito Democratico. Cantieristi che invece di stare a Trieste andava a Monfalcone e non viceversa. In diretta 9:06 del mattino in questo momento, allora diamo subito il buongiorno a Carlo De Donato, Partito Democratico, coordinatore delle circoscrizioni e anche del quinto circolo appunto del Partito Democratico, San Giacomo Barriera. Buongiorno, ben arrivato. Grazie a tutti, buongiorno ai telespettatori, grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, stavamo commentando così fuori onda questa notizia che è comparsa oggi sul Piccolo, questa analisi, il rapporto sulla demografia della nostra città, che è molto interessante da tanti punti di vista. La popolazione è stabile, abbiamo visto, grazie agli stranieri, e il boom turistico, anche questo è interessante perché si parla spesso di un possibile effetto Venezia o comunque altre città turistiche. Che al momento non sta svuotando il centro, e questo è sicuramente anche un dato positivo, però offre tanti spunti di riflessione, no? Questo non soltanto il titolo ma proprio l'articolo, perché ci sono proprio tutti i dati e il calo della popolazione che è arrivata a circa 200.000 persone, che però non cala ulteriormente negli ultimi anni proprio grazie all'apporto degli stranieri, no? Sì, credo che sia un elemento che ci deve fare riflettere, perché purtroppo all'ordine del giorno il rapporto fra i triestini e gli immigrati in generale è un rapporto che ha sempre, secondo me, è raccontato in maniera un po' distorta. In realtà cosa sta avvenendo? Trieste è una città che sempre più sta mantenendo quella che è la sua tradizione di città multiculturale, multietnica. E questo sta avvenendo e sta salvando Trieste da quello che era una pesante depauperamento demografico. La città di Trieste, se noi pensiamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, era la popolazione di 300.000 abitanti, oggi siamo a 200.000 e questi 200.000 li manteniamo perché i triestini stanno continuando a diminuire come numero, anche il rapporto nascite-morti deve far pensare, nascono meno della metà dei bambini rispetto purtroppo ai defunti. Però Trieste sta mantenendo, all'inizio di questo millennio, sta mantenendo la sua popolazione sulla soglia dei 200.000 perché comunque continua a trarre popolazione, continua a trarre persone. Il 13% circa dei triestini residenti non è cittadino italiano. Nella circoscrizione dove io faccio la principale attività politica, che è la quinta, quindi Barriera San Giacomo, questa percentuale sale addirittura al 23%, e quindi vuol dire che noi siamo di fronte a una situazione di inclusione di fatto di una percentuale elevata di cittadini non italiani che sono venuti qui perché hanno eletto Trieste come il luogo dei loro interessi. Ora è evidente che i problemi dove nascono? Nascono dal fatto che molte volte noi questa situazione non la accettiamo e non facciamo nulla per accompagnarla, per garantire che persone che a Trieste hanno scelto di vivere e di lavorare siano inclusi nel contesto sociale in cui loro vivono. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto, pronto? C'è qualcuno in linea? È caduta la linea. Allora, ci sono anche ci sono messaggi. Allora, ci scrive Renata, dunque, se vogliamo parlare, ma forse sarebbe meglio di no, di assistenza, aiuto, sostegno, prevenzione, se ne parlava prima, comprensione e soprattutto diagnosi e lungimiranza da parte di assistenti sociali su persone fragili, dice Renata, mentalmente ce ne sarebbe. Mi dispiace, ma dopo la tragedia
consumata muggia o il dente avvelenato, dice Renata. Si parlava prima appunto anche con una telefonata di un telespettatore, insomma lui riteneva invece di essere stato seguito in modo molto insomma, fattivo, costruttivo e anche efficace dal suo punto di vista. Si parlava invece di quella persona che poi adesso è andata in tribunale per aver attentato prima alla sicurezza dell'azienda, della Startech dove lavorava, poi aver tentato di sottrarre la pistola a una poliziotta, insomma, all'interno della questura, questo episodio, insomma, ecco, quindi la signora Renata interveniva su questo. Ecco. Io credo che da questa telefonata noi dobbiamo trarre, secondo me, 2 indicazioni di tema da discutere in maniera adeguata. La prima questione è che il caso del giorno forse ci fa guardare a una problematica in maniera un pochino distorta. No? È chiaro, è evidente ed è normale che l'attenzione dei media si concentri su un episodio grave come quello che è avvenuto, anche con i rischi che poteva avere. A Trieste abbiamo un precedente in questura molto preoccupante, insomma, e quindi che ha avuto un esito molto tragico. E quindi lì ci sono, però noi dobbiamo pensare che ci sono delle questioni di contesto, dobbiamo vedere. La nostra questura è sicura, non è sicura, com'è? E questa è una questione che riguarda sicuramente il questore e i provvedimenti che lui prenderà. Certo. Ma c'è un'altra questione, però questo non ci deve fare indurre a distorcere l'attenzione dal fatto che la crisi della Startech, come la crisi a Pordenone, la grande chiusura, creano una condizione sociale di disagio, di cose che non può essere semplicemente affrontata con tavoli nazionali in cui si tenta di salvare il salvabile. C'è una ricaduta su tutta una serie di soggetti, di persone che hanno la responsabilità di famiglie e che probabilmente in questo momento si sentono profondamente fragili. E qui c'è l'altro tema, quello dell'assistenza sociale, no? Della rete di assistenza che si poi deve fare carico di questi disagi. Allora noi sappiamo, perché è evidente, che Trieste, che ha una grande tradizione sotto questo punto di vista, sta attraversando un momento di difficoltà. Perché è difficile? Difficoltà perché non c'è innanzitutto una visione prospettica, quali saranno le problematiche che abbiamo fra domani e il futuro e quindi come la nostra assistenza sociale deve guardare, quali sono le risorse che servono, probabilmente le risorse che c'erano prima potrebbero più non bastare. E poi c'è un tema oggettivo di rete, come funziona questa rete, di fiducia della rete che è in se stessa. Io, fra le cose che cerco di fare come consigliere di circoscrizione, cerco di partecipare sempre alle riunioni delle microaree, dei gruppi allargati in cui è previsto che ci sia anche la rappresentanza istituzionale. Da lì si certifica che i soggetti che operano nell'assistenza sociale a Trieste in questo momento non hanno la stessa entusiasmo, diciamo, consapevolezza che avevano qualche anno fa, e questo è un problema che dobbiamo affrontare, che lo deve affrontare la politica, perché è una visione della politica che dà risposte. Non si stanno valorizzando sufficientemente le microaree? Probabilmente non stanno vedendo che le risposte che arrivano dalle scelte politiche siano coerenti con i bisogni con cui si confrontano quotidianamente. Tutti i giorni, fanno un lavoro importantissimo. Ed è un lavoro fondamentale, irrinunciabile, assolutamente irrinunciabile. Difficili, no? Hanno anche in qualche modo tenuto sotto controllo e risolto tante situazioni, in rioni magari molto ma anche noi abbiamo uno degli altri dati interessanti di quel report demografico, è che Trieste è una città che ha un enorme numero di famiglie quindi significa che c'è un enorme numero di persone che vivono sole e queste persone sono sempre più anziane. Allora, se noi non abbiamo una rete che in qualche modo include queste persone, le continua a stimolare in una relazione sociale, chiaramente noi avremo problemi che saranno sempre maggiori, che poi ricadono sulla sanità, su tutti gli altri aspetti, no? Perché un anziano solo in casa che non ha più fiducia in se stesso sarà sicuramente un soggetto che sarà poi
accompagnato dai nostri servizi sanitari, e quindi sarà anche un incremento del costo del sociale, oltre che... E quindi bisogna prevederlo. Bisogna provare a prevenirlo. In qualche modo. Guardando proprio alla popolazione residente, i numeri sono abbastanza significativi, perché dice il Piccolo in questo rapporto appunto analizzato in questo articolo, guardando solo alla popolazione residente straniera, siamo passati da 19.814 a 26.391, con una presenza più significativa proprio nella quinta e nella quarta circoscrizione, quindi tra Barriera Vecchia, San Giacomo e Barriera Nuova, no? Che sono quelle più così piene appunto di persone che arrivano da fuori. E analizzando proprio i dati dell'anagrafe comunale elaborati proprio dall'Ufficio della Statistica, quello che salta all'occhio, scrive l'articolo, è che il fatto che di fatto il boom turistico per ora non ha comportato la fuga dei residenti dal centro, come invece è stato più volte paventato. Anche questo è l'altro aspetto. Questo no? è un aspetto che secondo me va approfondito. Va approfondito. Perché infatti, se noi andiamo... Perché potrebbe essere io ho qualche anno, no? Mi Mm. porto dietro un po' di esperienza. Ricordo quando è nato il boom turistico mondiale di Venezia, Sì. all'inizio Venezia demograficamente teneva. Ha resistito. Perché l'arrivo di tutti questi turisti aveva dato una spinta economica, no? Quindi i veneziani si sono trovati in una situazione in cui avevano un mercato che prima non avevano e che quindi li ha mantenuti. Però poi automaticamente è venuto fuori l'altro problema, l'incremento dei costi. Certo. Avere una bottega a Venezia Laguna è praticamente diventato impossibile, quindi hanno chiuso i negozi. Un affitto di un appartamento, il proprietario di quell'appartamento ha trovato molto più conveniente affittarlo per affitti brevi, quindi il costo degli immobili è cresciuto in maniera esponenziale e automaticamente la popolazione di Venezia si è trasferita a Mestre, quantomeno a Mestre. Noi rischiamo esattamente la stessa questione. Se noi andiamo a vedere gli indicatori che noi abbiamo con il lavoro che è stato fatto anche politicamente in maniera, devo dire, egregia dalla nostra segreteria provinciale di analisi di questo, insieme ai giovani democratici, ha evidenziato ad esempio un grande allarme. I giovani che vogliono venire a Trieste hanno grossi problemi a trovare alloggi idonei alle loro esigenze a prezzi accessibili. È vero, questo è il costo degli affitti sta no? tornando a crescere dopo il calo che aveva avuto per quella questione del crollo demografico della città, sta tornando a crescere in maniera esponenziale il costo degli immobili. Gli affitti stanno diventando non compatibili con la capacità di spesa delle famiglie triestine. Se a questo accompagniamo che il turismo sta diventando la principale attività economica della città e sta sostituendo attività a molto maggior valore aggiunto come quelle industriali, crisi Startech è quella all'ordine del giorno, ma sappiamo che ce ne sono tante. Tutto questo insieme di situazioni ci deve far capire che siamo al limite della rottura, non ci siamo ancora arrivati, ma se non prendiamo provvedimenti da modificazioni politiche immediate, questo limite di rottura presto arriverà e ci ritroveremo col centro di Trieste, che sarà anche quello diventato un Luna Park. Anche perché il fenomeno del turismo insomma, ha avuto uno sviluppo relativamente recente, no? Recentissimo, è un fenomeno di questo secolo, insomma, e quindi diciamo degli ultimi 15 anni. Già gli esempi, insomma, qui anche vicino a noi. Mia moglie vive a Roma e viviamo ai margini di Trastevere, quindi noi abbiamo visto esattamente quello che è stata la trasformazione del centro di Roma. Oggi il centro di Roma è diventato praticamente un Luna Park. Un Luna Park dove è pieno di gente che viene dal mondo a vedere questa città, che però sempre più sta perdendo la sua vita. Non c'è più, nell'area che ad esempio che fa fra il Pantheon, Largo Argentina, Campomarzio, per intendersi, ormai i residenti non ce ne sono più, non ci sono più gli esercizi commerciali che erano la tradizione di Roma e sono stati sostituiti dalla macchina da turismo, del turismo e che oltretutto, ripeto, è la macchina a più basso valore aggiunto sotto il punto per tutte le varie settori economici e quindi non lavoro, è sicuramente quella che potrà mantenere gli standard economici della nostra città. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia di Carlo De Donato, fra poco.
Bentornati in diretta, allora in questa trasmissione abbiamo ospite Carlo De Donato del Partito Democratico e parliamo soprattutto di demografia, no? in questa analisi che è stata fatta oggi, riportata dal Piccolo in base proprio ai dati che riguardano la nostra città. Ci sono tante curiosità, anche la differenza tra vari rioni, no? Abbiamo detto il rione appunto centrale di, ecco, possiamo vedere proprio la pagina di Barriera e San Giacomo, ma ci sono ad esempio alcuni rioni che crescono come popolazione, dice il giornale San Giovanni, Chiadino e Rozzol, no? E invece a perdere abitanti sono soprattutto Gretta, Roiano, Barcola, quindi la zona insomma quasi all'ingresso della città, no? Come mai secondo lei? Ma io credo che questo dipenda molto da quelle che poi sono le scelte di tipo infrastrutturale. Le infrastrutture. Cioè se si creano nuovi insediamenti, cose che è evidente che la popolazione si sposta. Nel momento in cui non c'è una modifica numerica, la popolazione è rimasta stabile, se aumenta la popolazione in un quartiere vuol dire che in quel quartiere ci sono stati sicuramente degli insediamenti nuovi. E questo spiega anche perché, ad esempio, la quinta circoscrizione, se vediamo, non solo è quella di gran lunga più abitata, ma è anche territorialmente quella più piccola. È vero. Quindi ha una densità, una enorme densità abitativa, quindi chiaramente in quei quartieri lì è difficile che ci possano essere nuovi insediamenti e quindi un ulteriore incremento della popolazione. Che è già fortemente densa e che crea crea molti problemi di vario genere, ma sicuramente anche per il reperimento di nuovi alloggi. Nuovi alloggi, il problema a casa è abbastanza centrale, no? In questo periodo, soprattutto per i giovani, come diceva giustamente il nostro ospite. Allora, guardando le curiosità dei numeri, le donne rimangono sempre più degli uomini, insomma anche abbastanza di più, questa è una tradizione. Fa impressione sempre il divario tra i nuovi nati e i decessi, invece 1208 l'anno scorso i nati, i morti sono 2706, quindi sono più del doppio. Sono più del doppio e continua questo trend, lo era anche nel 2015 ad esempio, con numeri però maggiori, no? Perché i nuovi nati erano un po' di più e anche comunque i decessi lo erano, quindi sicuramente questo no, e questo deve accendere non un campanello d'allarme, un enorme campanone d'allarme, perché questo ti dice che tutte le chiacchiere che si sono fatte sulla necessità di incentivare le nascite non stanno avendo risultati, anzi stanno ottenendo quasi l'opposto dell'auspicato, e B, che sicuramente un problema di queste dimensioni non si risolve semplicemente convincendo le ragazze triestine a fare figli, perché i tempi per cui si potrebbe verificare una inversione di questa tendenza sono di generazioni, non di mesi o anni. E che quindi l'unica risposta che Trieste già sta dando è quella di accogliere le persone che vengono a Trieste per costruire la propria vita e farlo nella maniera più inclusiva possibile. Allora, ci scrive il signor Gianni, che ci scrive spesso alla trasmissione, la signora conduttrice, un saluto anche all'ospite. Allora, si riferiva in realtà anche al signor Lobianco che c'era prima, salutiamo il nostro amico Gianni, dice a tutti quelli che ascoltano la trasmissione vadano i migliori auguri di buona giornata, e poi le monade di Gianni, perché lui si esprime così, Gianni il Vecchio, grande ignorante della cultura, che solo una piccola conoscenza della nostra grande Trieste, ma noi sappiamo invece che Gianni sa tante cose della storia proprio di Trieste, anzi lo invitiamo a raccontarcele sempre, insomma, nelle sue mail oppure nei suoi interventi al telefono. Domanda, chi è l'attuale RUP, responsabile unico del procedimento? Invece ci scrive il signor Enrico,
Enrico per quanto riguarda l'ospedale di Cattinara, che coordina tutte le attività tecnico-amministrative riguardo gli appalti dell'ospedale di Cattinara. Abbiamo commentato prima la buona notizia, insomma ci sarebbe una nuova azienda pronta a rilevare i lavori, quindi a far ripartire il ramo d'impresa e conseguentemente i lavori. E quindi i lavori, perché è quello un po' il nodo, no? Sono fermi ormai da quasi un anno e quindi auspichiamo che riprendano presto. E che questo credo che sia un grande problema nello specifico per quanto riguarda Cattinara, ma in generale per quanto riguarda i lavori pubblici nell'arco della nostra città, che sono veramente uno dei grandi problemi, perché non riusciamo a garantire un'opera che venga progettata e realizzata nei tempi programmati. E questo ci deve dar da pensare, perché è evidente che se questo problema si ripete vuol dire che ci sono delle lacune nel processo, nel procedimento, appunto, come suggeriva l'ascoltatore, che non sono in grado di fare fronte a quelli che sono i normali imprevisti che ci sono nella realizzazione di opere di questo genere. E questa è una cosa che io ripeto e tento martellando di farla entrare nella testa dei miei interlocutori politici, perché io fra le poche cose che ho fatto nella mia vita professionale sono stato per 3 anni responsabile corporate di pianificazione operativa di Poste Italiane, la più grande azienda italiana. Delle Poste Italiane, certo. A livello nazionale. E quindi so che cosa significhi, quali sono i problemi, ma so anche che ci sono le soluzioni. Possono essere delle ci sono delle soluzioni che sono esclusivamente nel metodo di lavoro. Come viene impostato il lavoro. E io per questo che in più occasioni mi sono trovato abbastanza con disappunto ad ascoltare che mi si dice ma è successo questo, è successo quello, è successo quell'altro. Se la pianificazione è fatta bene, gli imprevisti vengono, primo si evitano. E se proprio ci vengono, ci sono le soluzioni per ovviarvi. Non può essere, io faccio sempre l'esempio perché ci ha riguardato pesantemente della famigerata Galleria di Montebello, che il cantiere doveva durare meno di 2 mesi, è durato quasi 2 anni e alla fine quando è riaperto abbiamo scoperto che era previsto che continuasse a percolare acqua perché il cantiere era fatto così. Qualche problemino lì ce l'abbiamo avuto e riguarda un po' tutta la filiera. Anche, spiace dirlo, probabilmente le competenze tecniche di chi negli uffici comunali di queste cose si occupa. Allora, assurdo invece cambia completamente argomento la signora Maria Stella. Assurdo credere che l'accoltellatore, c'è stato un accoltellamento appunto in Piazza Libertà. No? Tra 2 ragazzi giovani afghani. Allora, l'accoltellatore sia minorenne, intollerabile che il ferito avesse centinaia di euro in tasca, la politica faccia qualcosa, insomma fa impressione alla signora Maria Stella questa notizia e poi il fatto che sia stato immediatamente scarcerato, insomma liberato perché era minorenne, insomma secondo il suo racconto. La questione è, noi abbiamo un sistema giudiziario che ha una serie di tutele, di garanzia nei confronti dei minori, che sono nell'interesse dei minori e vale per tutti. Poi è ovvio che se ci sono situazioni di particolare gravità saltano all'occhio, però invece quello che noi dovremmo porci come problema è cosa c'è a monte di un episodio grave come questo, cosa abbiamo fatto e si fa quotidianamente per accompagnare la crescita di giovani. La situazione contingente è sicuramente un caso, che però non lo dobbiamo generalizzare. Non è che possiamo pensare che il fatto che ci sia stato un giovane che ha accoltellato un suo coetaneo per questioni sicuramente non encomiabili possa cambiare quello che deve essere il nostro approccio nei confronti dell'accompagnamento alla crescita degli adolescenti che vivono nella nostra città. E invece noi sappiamo, in quinta circoscrizione abbiamo un esempio purtroppo, secondo me, che chiarisce qual è la questione. Dopo il Covid ci siamo ritrovati con una serie di fenomeni che venivano catalogati come
baby gang, esagerando. In realtà abbiamo fatto come circoscrizione unitariamente, senza distinzione di colore politico, un'analisi di quella che era la situazione, abbiamo parlato con assistenti sociali, con gli insegnanti, i direttori scolastici e tutti nell'insieme ci hanno dato il quadro di una situazione di cui obiettivamente ci sono delle problematiche familiari a spalle, ma di giovani che quando la scuola era aperta andavano a scuola ed avevano un buon inserimento scolastico, un buon inserimento sociale. Chiuse le scuole, si sono ritrovati che a casa non potevano stare perché la situazione familiare è sempre quella critica. Era difficile, certo. La tolleranza delle forze dell'ordine li ha lasciati vivere in strada e loro si erano impossessati delle piazze della città perché c'erano solo loro. Nel momento in cui le piazze si sono ripopolate della vita normale, loro si sono sentiti un po' spodestati e un po' in crisi e hanno manifestato una serie di situazioni di aggressività che era una risposta in qualche modo di difesa del proprio territorio. Avevamo concordato con l'allora assessore alle servizi sociali del comune di fare uno specifico intervento di educativa di strada che proprio doveva accompagnare questi ragazzi al reinserimento nel loro contesto sociale precedente al Covid. La decisione dell'assessorato comunale, dell'assessore successivamente subentrato nell'incarico, è stata di non attivare quell'iniziativa. Questi giovani sono stati lasciati lì e poi dopo un po' abbiamo trovato che l'aggressività dei ragazzini di 12 anni è diventata l'aggressività di adolescenti, 15-16 anni, con quello che poi si può portare dietro. Quindi è evidente che la risposta, non probabilmente a caso specifico dell'afgano che ha accoltellato il suo connazionale, probabilmente su questioni che solo loro magari si capiscono e noi non siamo in grado di capire. C'è un altro aneddoto magari che se volete vi racconto. Invece noi quello che dobbiamo fare è prevenire per tutti gli altri giovani che hanno una fase di crisi e che dobbiamo fare in modo che si accompagni a un inserimento sociale anziché a una situazione di disagio che può portare a violenza. Questa situazione di disagio che appunto porta a problemi sicuramente. Allora c'è una telefonata, sentiamola. Pronto? Buongiorno. Pronto, siccome quasi Gianni. Ecco Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei. L'abbiamo chiamata questa telefonata. Salutare il signore che è della quinta circoscrizione, anche se non sono d'accordo con lui, proprio non sono d'accordo con lui, perché la questione del Covid la aveva tutti e credo perché il Covid ad andare in giro fare in questo modo. Mi sono un mulo, ex mulo della guerra. Allora cosa dovevamo fare noi? Ieri ai campi profughi, sono stato per tanti anni in quell'ambiente. Siamo sempre comportati bene. Avevo una cultura e ieri erano nati quel che si poteva e quel che non si poteva fare. Perché non so, esisti nel Vangelo, non fare agli altri quello che tu non vorresti che gli altri facessero a te. Ma insomma, noi avevamo questa cultura, purtroppo questi non hanno questa cultura. Quei signori che si venivano qua a lavorare onestamente, noi ha assolutamente trasmesso la cultura nostra. Loro hanno la sua. E la sua purtroppo dico è questa, perché Trieste ha bisogno, Trieste è stata una città delle persone che veniva, perché Trieste cosa è sorta, che conto la storia perché la sa già meglio di me, ma le si comportava come Dio comanda e soprattutto rispettare i statuti o le leggi. Oggi esiste il famosissimo, quel del 1948, la Costituzione, ma che se si vada, non è che tutti l'ascolta e si comporta in quel modo. Io voglio dire questo, che arriva, sai, dalle famiglie. Mi andavo la bova, lei non so, perché so che non la sei triesti,
Non so, che la sa Su che questo della mi bomba. permetto di fare osservazione, sono di cultura, Sì, sono lei cresciuto a infatti, Trieste. Perché Quindi... vieni a Trieste di altro sei ignorante, anche se qualcosa ho letto. Però la mi spieghi, perché sono contento, perché io ho fatto la terza industriale e lei aveva fatto l'università, però parlo volentieri con lei, la mi dici tutto. Grazie Gianni, grazie. Intanto un volevo abbraccio, innanzitutto sì. smentire, Prego, io è vero, non parlo triestino perché sono meridionale di origine, ma sono cresciuto a Trieste. È cresciuto a Trieste. E forse più o meno, non credo di avere tanti anni meno del nostro ascoltatore, o se non coetaneo. Il signore ha più di 90 anni. Ok, molto, io ne ho molto 71, quindi vabbè. Okay, Però quando io sono venuto a vivere a Trieste, che avevo 6 anni, non è che Trieste era questo paradiso che ci descrive l'amico ascoltatore. Io, fuori di scuola, sono stato picchiato da coetanei triestini perché mi dovevano rubare la moneta da 50 lire che mi serviva per pagare l'autobus per tornare a casa. No? E queste cose succedevano anche a Trieste, come succedono un po' in tutte le città, perché in tutte le città ci sono le brave persone, ci sono quelli un po' meno bravi, e i ragazzini sono sempre, vanno accompagnati. È vero. E a chi li accompagna non può essere solo la famiglia, se la famiglia ha un disagio, deve essere il contesto sociale in cui si trovano. E secondo me il vero problema sta proprio qui. Se noi lasciamo quel gran numero di persone che oggi vengono da fuori Italia, quando io ero bambino venivano dall'Italia, e non li accompagniamo in inserimento sociale per fare fronte a quelle che sono le loro problematiche, noi ci ritroveremo di fronte a ragazzini che crescono in condizioni di disagio. Poi la stragrande maggioranza, e questo dobbiamo ricordarcelo, sono persone che comunque vivono tranquillamente nelle nostre città, fanno la loro vita insieme a noi, a fianco a noi. Ma c'è una minoranza che non riesce a rispondere, a trovare dentro di sé le risorse per rispondere a queste sollecitazioni, e quelli li dobbiamo accompagnare noi. Non può non essere il tessuto sociale in cui vivono quello che li accompagna. È chiaro, quindi questa è insomma la risposta anche al nostro signor Gianni. Noi dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, fra poco torniamo in onda in diretta, so che c'è già una telefonata in attesa, a fra pochissimo. Allora, bentornati per l'ultima parte della nostra trasmissione, sempre in compagnia di Carlo De Donato. Abbiamo subito una telefonata, la facciamo sentire subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, cos'è Franco? Franco, buongiorno a lei. Allora, visto quel che dice il piccolo, a mio avviso, però è un mio giudizio, vedo dei dati molto preoccupanti, perché se andiamo a analizzarli bene, tirando via i 30.000 che derivati a Trieste, la prima cosa che mi viene in testa è quella che con questa situazione andiamo sempre più a diminuire, poi ci sarà la cultura, quella poca ancora cultura popolare che avremo noi del triestini, poi perderemo sempre di più la nostra identità in questa città. E questo è il primo punto. Il secondo punto, perché è anche normale che sia, perché sappiamo benissimo che avremo una percentuale altissima di anziani come me, che probabilmente fra 20 anni non saremo più in questo mondo, non saremo in un altro mondo. La seconda roba che è preoccupante è il fatto che per i giovani non esiste una prospettiva, come si può dire, come una volta che si aveva una prospettiva di vita tranquillamente per quel che riguardava il far crescere la propria vita in questa città. Adesso dei problemi enormi. E un altro dato che è molto significativo, che nessuno parla, è anche di vedere qual è il reddito pro capite delle famiglie a Trieste, perché su quel che riguarda che ha detto il signore, che è anche giusto, no? Se teniamo questo Luna Park a Trieste, in una parte esiste solamente per una parte È caduta la linea? il reddito che ha quel che lavora su questo Luna Park e fa girare la ruota, però al di fuori di questo si anche di capire oggi come oggi una persona, un giovane, che prospettive che ha Trieste,
reali, concrete, insomma, chiaro. Reali, concrete. E dunque questa è una città che a mio avviso è molto preoccupante, perché stiamo arrivando all'estinzione di quel che riguarda la nostra cultura triestina e su quel che riguarda anche la ricchezza delle persone che vivono in questa città. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno a lei Franco, grazie, buona giornata. Allora, dati preoccupanti, dice, sia perché perdiamo un po' la nostra identità, no? Di triestini, siamo sempre più anziani, però i giovani, soprattutto questo, non hanno prospettiva. Ma credo che l'ascoltatore, telespettatore che ha telefonato abbia individuato i nodi. I nodi. I veri nodi sono, il vero nodo è Trieste è una città che aveva una sua tradizione economica forte e che sta perdendo, e le sta perdendo a grandi pezzi. Sembrerebbe che la scelta dell'attuale leadership politica di questa città sia quella: sostituiamo l'industria con il turismo. Questo si porta dietro un corollario fondamentale. Il valore, come dicevo prima, il valore aggiunto dell'industria, il valore aggiunto del terziario avanzato, assicurazioni, banche, servizi finanziari, è ben diverso dal valore aggiunto del turismo. Quindi questo significa, si porta dietro, prima cosa, il reddito medio della città non potrà che abbassarsi drasticamente. Trieste vive ancora su condizioni economiche di livello perché si porta dietro una tradizione di ricchezza che però nel tempo non potrà che esaurirsi, perché perché gli anziani purtroppo ci lasceranno tutti quanti e i giovani non avranno le stesse condizioni economiche degli anziani. E infatti cosa sta avvenendo? Che i giovani preparati, i giovani laureati, i giovani con potenziale professionale elevato stanno lasciando la città. Se ne vanno. Se ne stanno andando, questo è sotto gli occhi di tutti. E quindi è qui che bisogna lavorare. Sulla questione della cultura triestina io credo che purtroppo sia nella naturalità delle cose che quando cambia il contesto sociale, economico di un luogo, cambia anche la sua tradizione culturale e le tradizioni. Credo che sia molto importante che persone come gli ascoltatori che oggi ci hanno accompagnato questa mattina si facciano, forse noi tutti ci dovremmo fare carico di cercare di preservare il ricordo di quella cultura. E tramandare, non lo possiamo, sicuramente non saranno i figli degli immigrati a poter accompagnare nelle stesse modalità, ma sicuramente noi dobbiamo fare in modo che questa cultura rimanga quantomeno negli atti, nei ricordi, negli strumenti culturali che saranno a disposizione dei cittadini di Trieste del futuro. Del domani. Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro per sorridere un po' anche di problemi internazionali. Ne abbiamo già parlato prima dell'antavirus. Allora, antavirus vuol dire che te ha fatto i 40 anni? Sì, e se per quel che te metti in quarantena. Grazie a Marco Englaro che ci fa sempre così sorridere anche di problemi che, insomma, sui quali c'è ben poco da ridere, no? Di solito. Anche se speriamo che questo episodio dell'antavirus ci dia la conferma che abbiamo imparato la lezione del Covid e che quindi la sanità mondiale abbia risposto in maniera tempestiva, anche perché sappiamo tutti perfettamente che l'OMS non naviga in acque felici. Il ritiro dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti sicuramente ha dato un colpo pesantissimo e quella invece è la struttura da cui tutti dipendiamo, la nostra sicurezza sanitaria dipende, soprattutto in casi come questo, cioè il rischio dell'esplodere di una nuova pandemia. È vero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Signora Laura, buongiorno. Ascolti, volevo fare un piccolo appunto. Quando c'era Lo Bianco prima, che tra l'altro è una persona che io rispetto moltissimo. Dica. Ecco, volevo dire a Lo Bianco che non era stata la nave che ha avuto problemi, non era lo stretto di Panama.
ma era il canale di Suez, solo questo volevo dire. Ho capito, va bene, una correzione. Comunque vi saluto, insomma, una persona meravigliosa, la ringrazio. Grazie. Non è una correzione da poco, perché è un problema che è proprio lì e non era da un'altra parte. È vero. Allora, c'è Daniela che ci scrive: buongiorno a tutti, sono sempre stata di destra, ma oggi sono veramente delusa da questa giunta e da questo governo. Per restare sulla mia città dico che il sindaco in questi ultimi anni ha demolito tutto, non abbiamo bisogno solo di crociere turisti, perché Trieste non è solo Piazza Unità e dintorni. Insomma, una lamentela che arriva anche comunque da una persona, Daniela, che dice di essere sempre stata di destra, di aver sempre votato a destra. Beh, questo credo che sia un po' la percezione che abbiamo quotidianamente nel fare lavoro politico in questa città. Oggettivamente negli ultimi anni è evidente che manca una visione della città e il fatto stesso che ci siamo accapigliati per un unico progetto, che è quello dell'Ovovia. Dell'Ovovia, no? Discutibile o non discutibile, ma è possibile che in una città come Trieste, con tutti i problemi che già solo oggi in questa piccola trasmissione abbiamo in qualche modo, non dico sviscerato, ma almeno un po' accennato, cui abbiamo accennato. A Trieste si sia parlato solo dell'Ovovia e si siano modificati i bilanci del comune, cose per fare che cosa? Creare le condizioni perché un'opera che ormai a cui non crede nessuno, non ci hanno mai creduto i triestini, ma ormai è evidente che non ci credono più nemmeno i sostenitori dell'attuale giunta, noi continuiamo a discutere solo di quello. È evidente che quindi Trieste non potrà avere un futuro. E questa cosa, se continuiamo così, e questa cosa io la percepisco, la accolgo nelle osservazioni delle persone con cui quotidianamente ci incontriamo. E per cui penso che la cosa importante sarà alle prossime elezioni amministrative che cambiare questa situazione. Io ovviamente so quella che è la mia convinzione e quale potrebbe essere la risposta, ma penso che tutti i cittadini comunque si aspettino un cambiamento in ogni caso, qualunque esso sia. Allora, Davide ci scrive: Trieste è un'eccellenza universitaria nelle scienze statistiche grazie alla presenza di diverse assicurazioni. Nel 2026 ci sono politici che non capiscono come la demografia sia un fattore determinante in economia insomma, che abbia un peso un po'. Non esiste una scienza sociale in cui la demografia non sia l'elemento fondamentale da studiare. Questo dice insomma il signor Davide. Nelle ultime puntate di Sveglia Trieste, insomma, questo è particolarmente evidente. Dice: un esempio su tutti, i disoccupati e i non occupati, se ogni anno sono il doppio di 64enni che escono dalla base di calcolo rispetto ai 17enni che ci entrano, il tasso di occupazione salirà immediatamente, cioè è un fatto numerico proprio, no? Quindi non si può parlare, dice lui, di aumento dell'occupazione reale. Ecco, questo è un dato. Questo è un dato nazionale e a livello locale è ancora più grave, ancora perché è chiaro presente, questa è un'osservazione secondo me importante, perché noi continuiamo a leggere che i dati dicono che l'occupazione a livello nazionale cresce. In realtà l'occupazione a livello nazionale non cresce per due motivi. Il primo motivo è tecnico ed è che si è allungata l'età pensionabile, la percentuale di lavoratori anziani che continuano a rimanere sul posto di lavoro è aumentata e questo automaticamente per trascinamento, perché chiaramente tutti i nuovi lavori, quelli che non possono fare i 70enni ma li devono fare i 20enni, si vanno ad aggiungere, ma sono pochi rispetto alle esigenze del Paese. Il secondo tema è che se invece noi andiamo ad analizzare quello che dovrebbe essere il dato da analizzare, che è quello delle ore lavorate, le ore lavorate non sono aumentate, quindi vuol dire che ci sono più persone che si distribuiscono gli stessi soldi. E questo è dimostrato da un altro elemento, che non sta crescendo l'economia. Se l'economia non cresce, vuol dire che non crea nuova occupazione, distribuisce l'occupazione che c'è con logiche diverse.
che significa impoverire il salario medio del avere il Sud. salario E quindi più basso, le statistiche no? ci dicono che l'Italia è l'unico paese d'Europa dove negli ultimi 30 anni il reddito delle famiglie non è aumentato. E questo dice anche Mauro, che ci scrive: buongiorno, una volta le famiglie riuscivano ad avere con uno stipendio, riuscivano a vivere bene, papà lavorava, mamma gestiva a casa i figli, gli asili erano gratuiti per tutti, d'estate le colonie gratuite, lo sport gratuito, eccetera. Oggi bisogna lavorare in due per gestire la famiglia e i costi dei figli. Quando i ragazzi sono sempre più da soli, credo che ci sia bisogno di lavorare di più per il sociale, conclude Mauro, no? Certo. È un po' il discorso che facevamo prima, sempre legato a questa analisi. Che poi ci sono ragionamenti a livello macro che poi dopo dobbiamo trarre le conclusioni a livello micro, però a livello macro cosa sta avvenendo in questo momento storico? Un enorme accumulo di ricchezze in mano ad alcuni imprenditori di settori ben specifici. Certo. E un impoverimento complessivo del resto della popolazione. Questo, noi ci siamo andati avanti, se leggiamo i giornali e gli editoriali della stampa nazionale degli ultimi 30 anni, ci stiamo dicendo che non abbiamo più le risorse per garantire l'assistenza sociale e il supporto alle famiglie che servirebbe, le pensioni, la sanità, la scuola, non abbiamo i soldi per garantirla, quindi dovremo avremo sempre vacche più magre. E perché allora ci sono sempre più ricchi nel mondo? Probabilmente è una convinzione che non è basata su dati oggettivi, ma è una scelta politica. Che ce la ricordiamo, l'ha inventato questo ragionamento Ronald Reagan quando diceva che se noi lasciamo più soldi ai ricchi, i ricchi spenderanno di più e quindi l'economia tira. In realtà tutte le leggi, c'eravamo l'ascoltatore che ci diceva, guardiamo la statistica dice che la propensione al consumo dei ricchi è molto più bassa di quelli che non arrivano alla fine del mese. Quindi se i soldi si accumulano nelle tasche dei ricchi, quei soldi rimangono fermi nelle speculazioni finanziarie. Certo. Adesso non vorrei andare troppo lontano, annoiare gli ascoltatori, però vorrei fare un esempio unico. L'incremento del valore degli immobili. A Trieste non si stanno costruendo case nuove, no, è vero. Si stanno eventualmente ristrutturando le case che già c'erano. Quelle case stanno riavendo un incremento del valore, ma non è aumentato il valore vero degli oggetti. È aumentato il valore di scambio. Se ho un appartamento in centro a Trieste, oggi lo vendo a un valore superiore a quello. Ma questo qui, in termini economici, si chiama inflazione. Cioè, ci vogliono più soldi per comprare lo stesso bene. È esattamente la stessa cosa. Se io vado in bottega e compro un'arancia e la pago di più, non è che è aumentato il valore del sistema economico, è semplicemente aumentato il valore di scambio di quell'arancia. A me personalmente, che devo comprarla per quell'arancia. Allora, se noi pensiamo che il sistema economico nell'Occidente negli ultimi anni si è sviluppato sull'incremento, prima sulle speculazioni immobiliari e poi sulle speculazioni finanziarie, capiamo bene in che razza di pianeta stiamo vivendo. Non voglio entrare nel merito della guerra, per favore, perché diventerebbe eccessivo, però questo ci deve far capire che se non cambiamo impostazione a tutti i livelli, a livello macro e a livello micro, il futuro sarà difficile per tutti. Molto difficile. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo, siamo quasi in chiusura. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere solo una cosa, visto che state parlando dell'economia, no? Sì. Volevo sapere, io sono molto anziana, più di quello che parlano gli altri, sono verso il numero 0, quindi sono molto... Io pago un affitto comunale, no alterno, però vedo che ogni 2 anni mi aumentano 20 euro. Perché mi hanno risposto che l'Istat, non so nemmeno come dire, l'economia, diciamo, ma è giusto che una persona così anziana che ha lavorato 60 anni e ha avuto molti disagi, ma non vengo a contarle le storie, volevo solo sapere se è possibile elevare questa spesa, questo aumento l'affitto mio è molto alto, Capito, signora, è grazie. molto, può capire cosa vuol dire molto. Guarda, andiamo oltre il normale. Ed è chiaro che le pesa, insomma, molto questo aumento, soprattutto annuale. Grazie signora, ci dispiace insomma, che si trovi in questa situazione e noi cerchiamo insomma, però di capire è esattamente legato a quello che stavamo dicendo prima, no?
il valore dell'immobile è cresciuto in questo caso, se non ho capito male, è un canone comunale. Comunale, sì. Potrebbe essere una scelta del comune, quella di finanziare con una propria, all'interno del suo bilancio il fatto che non si aumenta il canone delle persone che si trovano in determinate condizioni di disagio economico. Certo. E questo si potrebbe fare senza neanche grossi oneri, secondo me, a carico del comune. Però il tema è qual è? Siamo sempre lì. L'aumento del canone è legato all'andamento dell'inflazione, quindi del costo dei beni. Perché è giusto che il proprietario di un immobile non si veda impoverito per il fatto che c'è l'inflazione ma non aumenta il canone. Infatti. La questione di fondo è che non aumentano in maniera proporzionale anche i salari delle famiglie. No? Cioè, se le famiglie, come dicevamo prima, i salari non aumentano perché l'economia è ferma, poi purtroppo le ricadute di queste operazioni vanno a carico dei più deboli. Il lavoro che dobbiamo fare politicamente, socialmente e cose è quello di invertire questa tendenza, dare sostegno alle condizioni delle persone. Alle persone che lavorano, comunque che hanno una pensione, quindi quella rimane. Grazie a Carlo De Donato per essere stato con noi e torni presto a trovarci. Grazie a voi per avermi ospitato e grazie agli telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. Alla prossima occasione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.